Giulia, Dodi e Chico, tre bellissimi pony per una giornata. Si sono trovati a trotterellare negli spazi verdi della pediatria di Padova, ammirati dagli sguardi dei piccoli pazienti. Sono stati protagonisti di un momento di svago. L'iniziativa era attesa da tempo ed è stata realizzata dall'Associazione Gioco Benessere della Pediatria e dalla Federazione Italiana Sport Equestri Veneto. Finalmente siamo arrivati dopo tanti anni, quindi sono 14 anni che andiamo nelle scuole a parlare il cavallo e con la Presidente della FISE c'era anche l'intento di portare i cavalli fuori dal maneggio. Con la Valentina, la Silvia e col dottor Moretti 5 anni fa ci siamo parlati di portare i cavalli qua. Finalmente dopo il Covid, dopo l'acqua, oggi ci siamo riusciti. Le attività con gli animali fanno parte dei vari progetti portati avanti da Gioco e Benessere, ma questa è la prima volta che in pediatria arrivano i cavalli. Grazie ai suoi laboratori ed esperienze ludiche, Gioco e Benessere integra la cura dei piccoli pazienti con questi momenti di gioia e spensieratezza. Le attività promosse dall'Associazione Gioco e Benessere sono tutte volte a promuovere la parte sana del bambino in ospedale. Vuol dire che al di là della malattia un bambino deve poter in ospedale fare esperienze belle che gli ridiano il senso di essere un bambino bravo, un bambino forte, un bambino che può vincere la sua malattia. È una giornata importante perché vogliamo, come dire, per quanto possibile rendere meno difficoltoso, meno pesante il ricovero appunto in ospedale, soprattutto di piccoli che qui sono per patologie importanti. Adesso si parte con Torino, dove è collegata con noi la dottoressa Emanuela Malorgio, vicepresidente Società Italiana Cure Primarie Pediatriche. Buongiorno dottoressa Malorgio, come sta? Buongiorno a voi, sto bene e vi saluto cordialmente, sono molto felice di essere qui con voi questa mattina. Allora dottoressa, la prima domanda è questa: dopo aver visto questo servizio molto importante per capire anche quali sono gli obiettivi di centri importanti, di cliniche, specialmente anche pediatriche con questi animali, qui a Treviso abbiamo il biscottificio che è stato chiuso, forse riaprirà. Qualcuno però dice non è che in ospedale si possa fare sempre tutto e di più, bisogna capire che è anche un ospedale. Lei come vede dal suo importante osservatorio questi, diciamo, anche esperimenti, sia con gli animali ma appunto con biscottifici e altre cose? Ma devo dire che li vedo molto positivamente, perché in realtà la realtà dell'ospedale per un bambino deve essere una realtà poco dolorosa in tutti i sensi e poi poco impattante dal punto di vista della conseguenza psicologica. Sicuramente avere delle possibilità di fare delle cose diciamo anche leggere, no? Quindi conoscere degli animali, fare i biscotti eccetera, distrae il bambino da un'esperienza che chiaramente non è mai un'esperienza favorevole e positiva. E se devo dire vale per i bambini, varrebbe anche per gli anziani, cioè se anche negli ospedali che accolgono le persone anziane o gli adulti in genere ci fosse una capacità di costruire delle attività che danno una distrazione al momento della malattia e che portano il pensiero su una cosa positiva come può essere la condivisione con un animale o un'attività come fare i biscotti, sicuramente può essere favorevole non solo per il benessere psicologico ma sicuramente è molto favorevole anche per la ripresa dalla malattia. Qui ci sono molti studi che dimostrano questo e che la nostra mente cura e guarisce le malattie più rapidamente se in una situazione di agio. Dottoressa Malorgio, intanto la ringrazio per aver anticipato quello che io volevo chiederle, non solo i bambini ma anche i diversamente giovani come li chiamo io, perché sono figure veramente importantissime che proprio nel momento di questo percorso veramente quasi finale ormai, poveretti, dobbiamo farli atterrare. Io dico sempre dolcemente, dottoressa, forse ci dimentichiamo di loro. Tante attenzioni al bambino anche fino a 10 anni, dopo basta però dottoressa, fino a 10 anni tante coccole, tanto tutto, di più dei 10 anni in poi vai e qui succede dai 50 anni in poi vai. Non le sembra che forse anche questi direttori generali, visto anche gli spazi che hanno, perché abbiamo anche degli spazi importanti, ecco, forse dovrebbero attenzionare di più queste figure? Per cui è una questione di sensibilità, non c'è niente da fare, perché gli spazi ci sono, il mondo del volontariato c'è, abbiamo sentito, forse ecco aprire, siamo ancora un po' culturalmente chiusi, cosa dice dottoressa Malorgio?
Sì, credo che soprattutto lo scorso secolo e ovviamente questo ha portato un po' tutti a dimenticarsi della persona in quanto tale, no? E quindi alle difficoltà che la persona deve affrontare giornalmente. Chiaramente l'inizio della vita e la parte finale, diciamo così, della vita, dove magari non si lavora più, dove non si è più introdotti, io penso anche un po' più avanti di 50 anni, ma dopo i 60 non si è più introdotti nel mondo del lavoro e quindi c'è anche un isolamento che può essere importante della persona un po' più avanti come età oppure diversamente giovani, giustamente come diceva lei. Bene, quelli sono momenti in cui noi dovremmo fare molta attenzione, sia all'interno di una struttura ospedaliera dove c'è già una sofferenza data dalla malattia, sia nella vita quotidiana. Dobbiamo di nuovo riportare al centro dei pensieri dei politici la persona, nelle varie fasce di età, e considerare le difficoltà che la persona ha proprio relativa all'età che ha, quindi sicuramente aumentare tanto l'attenzione all'anziano o diversamente giovane come abbiamo aumentato l'attenzione nel bambino. Io ho vissuto un'esperienza con la mia mamma molto anziana in ospedale, devo dire seguita benissimo, complimenti ai miei colleghi, ma con una difficoltà nell'umanizzazione perché non era permesso ai parenti stare vicino a queste persone, e questo è veramente un colpo al cuore, no? Perché già sono isolate, sono malate, sono avanti con gli anni, se non possono avere chi li può accudire a fianco diventa tutto molto molto più difficile. Dottoressa Malorgio, io questa mattina l'ho invitata a non parlare solo di bambini, di malattie, ma anche cosa ne pensa di questa iniziativa che sto cercando di portare avanti con questi ragazzi che hanno superato l'asticella con comportamenti che fanno male a tutta la comunità, anche perché poi questi comportamenti danneggiano anche le cose che sono della comunità e le dobbiamo pagare, cercando di far capire ai direttori generali, che ho avuto anche ospiti fortunatamente, che forse l'ospedale deve aprire a questi ragazzi, dalla scuola portarli in questi luoghi dove come entri c'è già un'aria diversa da quella che sei abituato a sentire e forse anche a vedere, dove questi ragazzi possono confrontarsi con la realtà. Siccome loro vogliono emozioni forti, nelle scuole delle volte si fa fatica, e volevo sapere cosa ne pensava, anche a far vedere certi video. Molti dirigenti scolastici mi hanno detto Mirella, sono troppo impattanti questi video che tu vuoi far vedere, no, bisogna accompagnarli. Ho detto, ma scusate, ma vi rendete conto cosa guardano quando sono fuori dalla scuola o a casa? Che video guardano? Allora, un video impattante perché li fai toccare con mano quella che è la realtà di tutti i giorni, che è la sofferenza, il dolore, la morte, visto che loro ci giocano con questa parola. Io ho avuto la fortuna l'altra settimana, dottoressa Malorgio, di avere una tanatologa, non sapevo neanche cos'era, ed è una persona invece che insegna da piccoli a non aver paura di parlare della morte, la vita e la morte, con percorsi educativi molto importanti per responsabilizzare. Giustamente lei diceva, bisogna iniziare da piccolo, è inutile avere il tabù di parlare, perché loro assorbono, capiscono se fanno dei percorsi importanti. Cosa ne pensa anche di questi percorsi all'interno degli ospedali con questi ragazzi, per far capire che forse il mondo gira anche in maniera diversa e magari avremo anche più ragazzi del mondo del volontariato, visto che mancano purtroppo. Prego, dottoressa Malorgio. Allora, è un discorso molto complesso, bisognerebbe forse dividerlo in due parti. Intanto, sicuramente nel mondo degli adolescenti ci sono due parti, due gruppi, diciamo così, gli adolescenti che riescono ad affrontare l'adolescenza in modo, tra virgolette, sano, perché hanno comunque una struttura data dalla famiglia e dalla società in cui sono inseriti forti e quindi vivono la loro adolescenza come adolescenti buoni, diciamo così, no? In modo corretto, come l'abbiamo vissuta anche noi. E poi ci sono quegli adolescenti che per motivi vari hanno invece un momento di difficoltà per quello che è l'ambiente che li circonda, proprio in una fase che è molto delicata, che è quella dell'adolescenza. Tutti gli adolescenti hanno necessità, ma proprio perché sono strutturati così, e in realtà è l'evoluzione che vuole questo, hanno necessità di provare delle emozioni molto forti, come diceva lei, no? Hanno necessità di esplorare e di farlo anche senza riconoscere il pericolo,
per sé e per gli altri. Questo, come dicevo, però fa parte dell'evoluzione, perché se non ci fosse questa fase non ci sarebbe la curiosità di andare avanti, non ci sarebbe il coraggio di fare delle scoperte, non ci sarebbe il coraggio di fare quelle che possiamo anche definire le avventure, eccetera. Deve essere però tutto nei limiti della sicurezza. L'adolescente non ha questa capacità di scindere la sicurezza da quello che non lo è, deve essere l'ambiente esterno. Se ci sono adolescenti fragili perché sono appunto, o perché hanno dei problemi anche di tipo neuropsichiatrico, perché questo dobbiamo sempre considerarlo, o fragili perché hanno un ambiente esterno che non li supporta e non gli dà quelli che sono i paletti, diciamo così, entro i quali dover stare, allora per questi adolescenti sicuramente un appoggio esterno deve esserci, che non è solo la scuola, ma che è l'ambito sanitario, che può essere l'ospedale, ma può essere anche l'ambiente territoriale, cioè degli ambulatori che sono predisposti ad affrontare insieme ai ragazzi queste difficoltà, e devono essere accompagnati, devono essere ripresi per mano e rimessi in una carreggiata corretta, e non è semplice, deve farlo una persona che è esperta in questo campo, che sa esattamente quali sono le dinamiche anche neurologiche dei ragazzini, quindi l'evoluzione neurologica che il ragazzino ha in questa fascia d'età, che è la preadolescenza e l'adolescenza. Quindi sì, ci deve essere una risposta che in questo momento è carente in tutta Italia, e devo dire in tutte le regioni, verso gli adolescenti che hanno queste difficoltà. Ma questo sarebbe importantissimo, perché mette in protezione l'adolescente, ma mette in protezione la società, perché l'adolescente che non ha questa possibilità di recupero dove sta scivolando è l'adulto del futuro, che crea un guaio importante o più guai importanti nei confronti della società. La ringrazio, dottoressa Malorgio, perché forse dobbiamo anche capire che abbiamo gli addetti ai lavori, esperti per accompagnare questi ragazzi. Forse, come dice lei, non si fa abbastanza, non si riesce a capire quale percorso fare con questi ragazzi, forse ascoltandoli sì. Io penso a quella ragazzina che si è suicidata l'altro giorno, si è buttata giù dal primo piano della scuola. Che segnali li aveva dati? Ecco, stava passando un brutto percorso, aveva già tentato il suicidio, perciò era chiaro che ci avrebbe riprovato. Lo sappiamo che chi tenta una volta tenta anche la seconda, quasi sempre, quasi sempre. Perciò questa anche passeggiata che lei ha fatto con la scuola prima di fare questo nella sua bellissima città, lei non era quella che voleva. Lei aveva questo malessere che qualcuno doveva individuare, forse portandola anche all'interno magari di una struttura, come dice lei, far capire che il mondo è anche questo, che c'è la sofferenza, non ce l'hai solo tu la sofferenza è comune quando tu entri in una clinica pediatrica oppure un ospedale, e vedi. Forse fa riflettere, è questo che io non riesco a capire. Ma perché non proviamo, dottoressa Malorgio? Ma se abbiamo tutte le possibilità, perché abbiamo degli esperti meravigliosi, lei ne è un esempio, ma cerchiamo di fare squadre e di capire che questi ragazzi devono essere guardati negli occhi e ascoltati. È inutile pensare passerà, è un momento, l'abbiamo passato tutto. Questo è il male di vivere, che uno ha il male di vivere. Guardate che prima o poi la fa finita se non viene preso per mano. Guardate i suicidi che abbiamo avuto anche qua a Treviso, e non solo a Treviso, sono numeri impressionanti. Dottoressa, mi scusi, ma il mio sfogo, ma quando cominciamo veramente a prendere per mano questi ragazzi e vedere cosa possiamo fare tutti assieme, possibile che non riusciamo a recuperarli? Allora saluto anche il dottor Enzo Scagiante, direttore Unità Operativa Complessa Malattie Infettive Ospedale San Martino di Belluno. Buongiorno dottor Scagiante, grazie anche a lei di aver accettato l'invito di essere qui. Allora parlavamo di giovani, dottor Scagiante, con la dottoressa Emanuela Malorgio, che le presento, che è vicepresidente della Società Italiana Cure Primarie Pediatrica all'ospedale collegata con noi da Torino, per capire anche con lei come fare con questi giovani, con le malattie infettive. Questi se ne fregano, questi rischiano veramente la loro salute perché forse non sono abbastanza a conoscenza di quello che può accadere. Com'è la situazione anche del suo importante osservatorio, dottor Scagiante? Sì, in effetti questo problema c'è.
noi ci si aspetterebbe che questi ragazzi, con tutto quello che hanno a disposizione di conoscenze, cose che magari una volta non avevamo, siano edotti anche sulla prevenzione di alcune patologie. Parlo anche di quello che succede nella prima, diciamo, parte della giovinezza, quindi anche i primi rapporti sessuali, il fatto di utilizzare dei metodi contraccettivi, dei metodi di prevenzione, dei metodi che evitano anche di andare incontro a infezioni che poi potrebbero rimanere anche per tutta la vita. Spesso ci si accorge che invece non hanno queste conoscenze, o se ce le hanno non le mettono in pratica, quasi che certe volte c'è anche una situazione di sfida nei confronti di queste situazioni qua. Certo, il tutto secondo me è all'interno di una situazione di malessere e di non aver, diciamo, trovato un equilibrio con questa prima fase della vita. Del resto non facciamo molto, diciamo, per dargli un aiuto su come affrontare la vita. Abbiamo istruzioni per qualsiasi cosa, per qualsiasi device che andiamo a utilizzare, e non abbiamo delle istruzioni per la vita, che è una cosa unica e personale per ognuno. Quindi sono assolutamente d'accordo con quello che diceva la dottoressa, con quello che sottolineava anche lei. Grazie veramente, dottor Scaggiante. Ma forse, dottor Scaggiante, io ho avuto ospite tempo fa una sessuologa e lei diceva una cosa molto importante: forse dobbiamo ricominciare dalla scuola. Una volta andavamo all'interno degli istituti scolastici a parlare di questo corpo umano, della sessuologia, ecco, di questo atto anche d'amore, che deve essere un atto d'amore, ecco, però non si fa più. Questo ragazzo è alla mercé di se stesso, e con gli esempi che hanno molti ragazzi fragili, perché è là che dobbiamo andare a parare, dottor Scaggiante, forse non sono abbastanza a conoscenza del corpo umano, cos'è il corpo umano, ecco, come lo devi rispettare, com'è l'atto d'amore, perché sennò la ragazza diventa un oggetto. Basta vedere i femminicidi che abbiamo, ma diventa un oggetto anche da adulti. Abbiamo visto uomini di 60-70 anni che uccidono le proprie mogli. Perché? Perché non è stato fatto un percorso di rispetto anche della persona. Cosa dice, dottor Scaggiante? Poi sentiamo anche la dottoressa Malorgio. Ha perfettamente ragione. Io ricordo negli anni 90, quando si cominciava a parlare di infezione da HIV, e noi come infettivologi andavamo nelle scuole, siamo andati nelle scuole per anni, non c'erano terapie in quegli anni, e l'unica cosa che si poteva fare era la prevenzione, ma la prevenzione la si fa con le conoscenze, e noi andavamo nelle varie scuole, dalle medie alle superiori, a parlare della trasmissione di questi virus e a dare dell'indicazione di come prevenirla. Questa cosa poi nel tempo, con l'avvento delle terapie anche molto efficaci, si è ridotta, ma le conoscenze poi si sono fermate. Abbiamo Rinaldo da Venezia, poi sentiamo come commenta la dottoressa Emanuela Malorgio quello che ha detto il dottor Scaggiante e quello che ho detto io. Vai Rinaldo, veloce, mi raccomando. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto la medicina adesso Dio smantellarla, la sanità, perché con quello che è in giro la sanità stanno smantellandola. Va bene, adesso dove che i dottori a ore, non che i dottori, e che le cooperative, che i dottori a ore a 100 euro l'ora, ma dove siamo arrivati? Dio smantellarla, e non c'è più la medicina di una volta. Ormai i farmaceutici, le grandi case farmaceutiche che decide ori, fa tutto ori. Addirittura col colesterolo, prima 2,40 andava bene, adesso si marcia
2,20, così i vende più prodotti, non è più vero niente, ripeto, il dottore lo sa benissimo, e vittime che proprio i dottori, va bene, che con la cassa malati, che con lo Stato, che si non ospedale, che sacrifica e non si neanche riconosciuti. Questo è brutto. E dopo quello dei fiori, perché non facciamo che i fiori che insegnano i fiori, cioè i fiori più grandi possono insegnare a quei piccoli, nel senso che invece dei professori, psicologi, fiori grandi, autorizzati, che abbiano un cervello a posto, gli insegna sempre i fiori piccoli. Il cavaliere ha più possibilità di aiutarli e dopo vivere non è difficile, ma se ti nasci su un ambiente sano, ti vivi su bene. Tutto questo marcio che è al mondo adesso, che c'è dappertutto, è inutile che mi cerca la causa, è a causa che chi cade tutto. Grazie Rinaldo, devo andare avanti, se no non ce la faccio. Comunque sei stato chiaro con la tua riflessione, sentiamo come commenta la dottoressa Malorgio. Prego dottoressa. Allora, vorrei prima fare un commento, tornare al discorso della, diciamo, conoscenza da parte degli adolescenti su quelli che sono gli argomenti che possono evitare le infezioni, soprattutto a trasmissione sessuale. Noi avevamo fatto come SICUP un'indagine proprio sui preadolescenti e adolescenti e avevamo raccolto circa 6.000 questionari. Bene, alla domanda, avevamo fatto diverse domande, ma alla domanda a chi ti rivolgi, con chi parli per sapere, avere delle informazioni circa appunto l'approccio alla sessualità, la difesa alle malattie infettive, la risposta era stata alla famiglia 10%, al medico, quindi al pediatra di famiglia il 25%, ma quasi il 90% a internet. E sappiamo che internet dà notizie che possono essere buone, ma che molte volte sono un po', come dire, non corrette. E su questo noi abbiamo riflettuto molto, la necessità di tornare nelle scuole, perché lì li incontriamo tanti, per spiegare bene alcuni aspetti che li possono difendere da patologie infettive è molto importante. Noi come pediatri di famiglia abbiamo l'incontro sia a 8 anni che a 11 anni, in cui si parla, partendo dalla vaccinazione contro il papillomavirus, si cerca di instradare il discorso. Devo dire che talvolta sono le famiglie che non amano tanto che si inizi a fare questo discorso, invece le famiglie devono capire che proprio a partire da un'età di preadolescente, cioè 8 anni, e arrivare poi nell'adolescenza, bisogna entrare in questi discorsi, utilizzare la scusa, noi utilizziamo quella della vaccinazione papilloma perché vogliamo che loro capiscano perché fanno quella vaccinazione e da lì agganciarsi per fare il discorso sulla protezione e la prevenzione attraverso sistemi che siano realmente protettivi. Non è sufficiente la pediatria di famiglia, non è sufficiente la scuola, dobbiamo veramente su questo argomento lavorare molto e utilizzare tutte le armi che possiamo avere per cercare di aumentare la loro capacità di conoscenze, anche di azione per difendersi, anche perché partendo da questo argomento poi ci si allarga sugli altri argomenti, perché se tu hai rispetto del tuo corpo per la sessualità, hai rispetto del tuo corpo per le dipendenze, per l'alcol, per come guidare la macchina in un futuro e così via. E quindi si può lavorare su ambiti veramente ampi per instradare questi ragazzini verso una vita, diciamo così, con abitudini che siano protettive, perché la famiglia un po' sorvola su questi argomenti, anche quando dà la patente, vi faccio questo esempio, ha paura ma non cerca di far capire al ragazzino che se esagera, se fa delle cose scorrette e se c'è un incidente non è detto che poi uno ne venga fuori bene. Ho un po' diciamo allargato il discorso, ma va bene, è un discorso che a noi della SICUP diciamo, lo stiamo prendendo molto molto a cuore, diciamo. Vede dottoressa, il problema è molto grande come dice lei, perché il problema è le famiglie. E io se non ho dei genitori che mi accompagnano in un percorso, molte volte come ho detto la scuola non interviene come potrebbe intervenire, invece è inutile che mi facciano, dottoressa, lo dico anche al dottor Scaggiante, gli orti all'interno della scuola. Abbiamo già gli orti sociali, all'interno della scuola va fatto altro, ma non perché non voglio l'orto o io non vedo bene l'orto, ma perché sono altri temi. Gli orti sociali sono quelli poi dove il ragazzo può socializzare anche qui diversamente giovani, qui diversamente
agili, come li chiamo io. Non puoi fare all'interno della scuola quello che ti viene in mente perché per te è giusto questo. Lei sta spiegando molto bene, ci sono dei percorsi che dobbiamo fare assieme. Questa scuola si deve aprire, dobbiamo far uscire questi ragazzi, non dire sempre l'assicurazione, mancano i soldi, però dove vogliono li trovano i soldi per fare delle gite dopo magari su belle città, Parigi, Londra, cioè cerchiamo di trovare anche i soldi come informazione. Sentiamo Sandra, poi sentiamo il dottor Scaggiante. Vai Sandra, veloce. Ciao Mirella e buongiorno agli illustri ospiti. Io ieri sera guardavo Focus col dottor Baccialli e c'era la commemorazione di Sammy Basso. Allora io un'idea, penso che ce l'abbiamo un po' tutti, di far trasmettere un quarto d'ora, 20 minuti nelle scuole, un filmato dalle elementari alle superiori, un filmato di Sammy Basso. Penso come che tocchi veramente il cuore ed è di esempio a sti ragazzi, perché la vita è importante. Poi volevo dire un'altra cosa veloce. I ragazzi, è vero, la dottoressa ha ragione, non hanno rispetto del proprio corpo. Cioè loro far l'amore è come andare a bere uno spritz. Scusatemi, ma io ho sentito delle volte i discorsi delle ragazzine che è uguale. Allora il rispetto viene dalla famiglia, però una volta non c'era la famiglia, Mirella, però avevamo, scusa, io parlo per me ma per altre persone, avevamo la voglia di informarci. Ci informavamo, la pillola, andavamo al consultorio perché volevamo anche cautelarci sulle malattie infettive, su quello che veniva. Adesso bisogna, è vero, ha ragione, è un mare grande, hai ragione Mirella, non è semplice, bisogna accompagnare sti ragazzi e ragazze perché se no si perdono, anche la vita è importante. Allora, quando hai degli esempi di un Sammy Basso e come lui tanti altri, qualche altro, come dici te, diversamente agili, è vero, io ho conosciuto una ragazza obesa con un moroso bellissimo e vuoi che ti dica, dopo 5 minuti Mirella spariva la sua obesità perché aveva un'intelligenza, un modo di parlare, una maturità, e parliamo di una ragazza di 22 anni, faceva l'università. Allora bisogna cominciare, che non è l'apparenza, bisogna vedere le cose nel profondo. Grazie Sandra, devo andare avanti perché devo andare anche in pubblicità, ma sei stata chiarissima, hai ricordato anche Sammy Basso. Oggi ci saranno i funerali che noi seguiremo in diretta dalle 13:30 su Media Nord-Est, Antena 3, non solo, anche Rete Veneta. Penso questo ragazzo che ha combattuto questa progeria, questa malattia che aveva, e ha cercato anche di trovare delle soluzioni, conosciuto non solo in Italia ma nel mondo. Prego, dottor Scaggiante, come vuole commentare? Diciamo che dovremmo capire quella che è la fortuna di essere nati, di essere in buona salute, di poter, diciamo, aspirare ad andare a scuola, ad avere un futuro. Certo, la scuola dovrebbe intervenire dando proprio quelle che sono le istruzioni per la vita, cercando di darle per quanto riguarda la salute, cercando di darle per quanto riguarda il fatto che ci possono essere momenti di depressione, momenti di disagio, momenti di difficoltà, ma sono momenti che fanno parte della vita, quindi non c'è qualcosa di anomalo, c'è qualcosa che deve essere superato. È chiaro che facendo vedere degli esempi di chi ha avuto questi problemi e li ha superati, e questo è una cosa secondo me che andrebbe fatta, perché attraverso la sofferenza si riesce a capire che si può anche superare queste situazioni e, diciamo, temprarsi, perché nella vita prima o dopo arriveranno questi problemi. L'importante è superarli. L'importante è superarli. Adesso noi abbiamo superato il tempo, perciò dobbiamo andare assolutamente in pubblicità.
campagna vaccinale per l'influenza e il Covid. Parte questa settimana per gli over 65 per proteggere i soggetti fragili dalle complicanze dei virus stagionali e ridurre così anche gli accessi al pronto soccorso. La vaccinazione antinfluenzale non crea nessun problema, ci protegge dall'influenza che quest'anno sarà ancora più dura dell'anno scorso, e per cui il messaggio è: mi raccomando, o nei centri vaccinali nostri quando inizieremo più avanti, ma soprattutto dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, andate e vaccinatevi. Tutto il resto della popolazione potrà vaccinarsi a partire da metà ottobre. Il portale dedicato alla prenotazione sarà attivo non appena il vaccino sarà disponibile. Un messaggio che mandiamo ai vecchiotti come me che hanno compiuto i 65 anni: vaccinatevi, lo fate per voi, lo fate per le vostre famiglie, lo fate per i vostri familiari, proteggete voi, ma proteggete anche ovviamente i vostri parenti. I 2 vaccini, quello antinfluenzale e quello contro il Covid, potranno essere somministrati nello stesso momento. Per i bambini dai 2 ai 6 anni disponibili dose di vaccino in spray nasale. Per facilitare l'accessibilità alla vaccinazione, la Regione ha previsto inoltre la programmazione di 2 Open Day in cui saranno organizzate da tutte le ULSS sedute vaccinali dedicate. L'anno scorso eravamo intorno al 56-60%, quello che noi vorremmo arrivare ovviamente è superare il 65% della popolazione over 60 che si vaccina. Deve passare una comunicazione come dire positiva, che vaccinarsi non significa fare chissà che cosa, significa proteggersi. Allora sentiamo il dottor Scaggiante, poi sentiremo anche la dottoressa Malorgio cosa dice di queste parole del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi e questo raggiungimento del 65% per far capire l'importanza delle vaccinazioni. Prego, dottor Scaggiante. L'importanza dei vaccini chiaramente non la scopriamo oggi. I vaccini sono importantissimi perché ci mettono già in condizione di avere degli anticorpi pronti nei confronti dei virus con cui veniamo a contatto. Sto parlando di vaccini nei confronti di tante patologie. In questo momento abbiamo la vaccinazione antinfluenzale, che è sicuramente importante. Ecco, se noi raggiungiamo dei target abbastanza elevati come percentuale di persone vaccinate, abbiamo un duplice vantaggio. Le persone vaccinate si trovano con anticorpi, quindi protette, ma proteggono anche il virus, la circolazione del virus nella comunità, e quindi proteggono tutto sommato anche quelle persone che non si vaccinano. Ci sono persone che non si possono vaccinare perché hanno una situazione immunologica che non porterebbe a una risposta idonea del sistema immunitario. A quel punto là, se queste persone, che può essere magari un anziano a casa, ma se ha tutti i familiari che si sono vaccinati, è chiaro che quella persona sarà in parte protetta perché il virus non arriverà a raggiungere quella persona. Quindi è importante vaccinarsi, ma è importante per una comunità riuscire ad arrivare a una quantità di persone vaccinate che sia sufficiente per impedire la circolazione del virus. Allora, dottoressa Malorgio, io ieri ho incontrato una mia cara amica, pensavo anche tale, ma mi sa che ho dei dubbi adesso, la quale ha 2 bambini piccoli, uno di 3 anni e uno di 8 anni, e alla mia domanda: hai vaccinato i figli, li vaccini? Mi ha detto: ma stai scherzando, guarda che belli sono in piena salute, cosa vuoi che vada a mettergli dentro? Io l'ho guardata allibito, ho detto: ma stai scherzando? No, non sto scherzando, sei tu che forse non riesci a capire. Infatti non ti capisco, e l'ho salutata perché poi mi conosco e so che reazione avrei avuto, anche perché questi bambini non possono difendersi. Cioè loro sono nelle mani dei genitori e i genitori decidono. Ecco, ma la frase che mi ha colpito: guarda che belli e che sani sono, cosa vuoi che gli butti dentro? Ma stai scherzando, cosa vuoi che gli butti dentro? Ecco, questa frase mi ha colpito, ripeto, non è una persona, anzi ha dei titoli di studio anche molto importanti, e questo mi fa molto pensare cosa sta succedendo in certe situazioni. Ci sono sempre stati i contrari ai vaccini, però questa frase mi ha molto colpito. Cosa vuoi che gli butti dentro? Prego.
Allora, intanto sicuramente la vaccinazione nei bambini, che è una vaccinazione molto ampia, perché parliamo di protezione su tante patologie, a partire dalla meningite, dalle polmoniti, dal tetano, dalla difterite, eccetera. Sono essenziali, sono importantissime. Io ho lavorato in un pronto soccorso del Piemonte, quello più grande, diciamo, a Regina Margherita, che è l'ospedale di riferimento piemontese, nel periodo in cui queste vaccinazioni non c'erano, dove non c'erano quelle per il pneumococco, per il meningococco, per l'hemophilus. Adesso dico dei nomi che sono strani per la popolazione, però sono germi cattivi che danno polmoniti o meningiti o sepsi. E in quel periodo non c'erano quelle vaccinazioni e purtroppo ogni anno noi vedevamo un numero consistente di bambini che arrivavano con quelle patologie, e per quelle patologie noi eravamo disarmati, perché pur avendo degli antibiotici sapevamo benissimo che la situazione poteva degenerare in alta percentuale in situazioni gravi o addirittura mortali. Ora esistono queste vaccinazioni che proteggono i bambini e li proteggono bene, perché è dimostrato dal fatto che dopo l'introduzione di questi vaccini quelle patologie si sono ridotte drasticamente, e chi si ammala sono i non vaccinati o i rarissimi non responder, rarissimi proprio, una percentuale bassissima. Ci sono dei genitori che hanno paura delle vaccinazioni, sì, in realtà hanno una paura che è legata a una cattiva conoscenza. A una cattiva conoscenza e a cattive informazioni che troviamo su internet in modo molto importante. È stata molto rinforzata rispetto a quello che è successo con il Covid, ma erano convinzioni già precedenti. Un ostacolo che noi abbiamo abbastanza, ma devo dire poco ormai, sono poche le famiglie che non si vaccinano. Io faccio un esempio, seguo molti bambini, ne ho 1400 e ho 3 sole famiglie che per adesso non hanno vaccinato, ma io piano piano le porterò ad affrontare questo argomento e a vaccinare i bambini, perché se uno poi ha pazienza, ci mette del suo, alla fine riesce a far capire anche a questi genitori che è proprio estremamente importante per la salute dei loro bambini. Difficoltà ad esempio con l'antimorbillo, perché a un certo punto negli anni 90 era venuto fuori un personaggio, nostro collega, che aveva detto in Inghilterra che questo poteva dare l'autismo. Dopodiché si è dimostrato che questo non è assolutamente. È chiaro che chi dice non vacciniamoci si rifà a informazioni come questa o come quelle che sono venute fuori dopo le vaccinazioni per il Covid. Dobbiamo essere molto presenti, noi sanitari, quelli che sanno, le famiglie che sanno che hanno vaccinato i loro bambini, devono insieme fare un lavoro su quelle poche famiglie che invece non vaccinano, perché quelle poche famiglie che non vaccinano, seppur poche, mantengono la presenza delle malattie all'interno della nostra popolazione, e questo è un guaio grosso, perché i germi non si eliminano completamente, possono circolare, ma come diceva il collega giustamente, circolano molto poco se siamo in tanti a essere vaccinati. Dico solo una cosa ancora sull'antinfluenzale pediatrica, perché è molto importante. Fare l'antinfluenzale, al di là di tutto quello che ha detto il collega, che è fondamentale, in realtà un bambino che è vaccinato per l'influenza è protetto anche per le complicanze dell'influenza, perché un bambino piccolo facilmente si fa l'influenza, ma dopo si fa la polmonite, un'infezione da magari streptococco. Noi lo vediamo in pratica lavorando negli ambulatori. Il bambino che si è fatto l'influenza, la settimana dopo, 3 settimane dopo, ha un'altra patologia e la trascina nell'inverno questa situazione, perché l'influenza ha anche questa capacità, questo virus, di dare una riduzione delle capacità immunitarie del bambino, che vive in una comunità tutti i giorni dove lo scambio dei germi è quotidiano, diciamo così, no? Anche un po' per esigenze delle famiglie, vanno tante volte che hanno la tosse, che non sono perfettamente sani, eccetera. Vaccinarli per l'influenza riduce anche questa situazione, e i bambini che con me si vaccinano ritornano a farsi vaccinare, cioè le loro famiglie me li riportano a fare la vaccinazione antinfluenzale dicendomi proprio questo: dottoressa, l'anno scorso è andato molto meglio, si è ammalato molto di meno. Per cui quella vaccinazione lì serve per l'influenza, ma serve anche per ridurre le infezioni che l'influenza facilita nelle settimane e nei mesi successivi, e questo è una cosa che le famiglie devono sapere, che poi vedono loro, perché sono loro poi che tornano e dicono: guarda, è andata molto meglio.
Allora, grazie dottoressa Malorgio. Dottor Scacciante, quello che ho notato anche con la mia trasmissione, quando mi collegavo anche con i sindaci, siccome sono i sindaci e anche li ho sempre presenti in trasmissione, responsabili della salute dei propri cittadini, quello che raccontavano è che specialmente nei paesi piccoli, paesi anche di collina, di montagna, ecco, era faticoso far capire la vaccinazione, specialmente anche ai diversamente giovani e non solo. Allora io penso che quando questi camper sono partiti anche per informare su varie patologie, non solo sui vaccini, ecco, andarli a trovare nelle piazze dove veramente li puoi incontrare all'aperto, dove ci passano davanti, e forse catturarli, come dice la dottoressa, un po' a volte ce la faremo, possibile che non ce la faremo. Ecco, è molto importante. Secondo lei dovrebbe essere potenziata questa informazione, ecco, questi medici che escono con i camper dall'ospedale per informare la popolazione, quella che ancora non vuole ascoltare, non vuole sentire perché ha paura, non si sa bene cosa, ha paura perché gliel'ha detto l'amico, perché è andata lei su internet, chissà cosa avrà letto, perché più di qualche medico o magari anche ricercatore o un scienziato ha detto che questo vaccino ha il demonio dentro, perché è questo che ha scatenato, ecco, questa paura. Prego, dottor Scacciante. Sì, diciamo che queste sensazioni e queste passaparola che non hanno nessuna base scientifica sono proprio, me l'ha detto l'amico, me l'ha detto un conoscente, ma bisognerebbe che le persone che invece conoscono la scienza si adoperassero perché queste notizie scientifiche arrivino e vadano a essere utilizzate dalle persone, perché se le persone nel momento in cui conoscono come è la realtà, poi sicuramente si vaccinano. Se vedono quelli che sono i benefici e i possibili effetti collaterali, che sicuramente ci sono, ma i benefici quando c'è una vaccinazione sono molto ma molto superiori che i possibili effetti collaterali, che di solito si riescono a risolvere magari con una tachipirina, dando le giuste indicazioni, perché poi si fa il vaccino, la persona va a casa, ha un po' di febbre, ecco che la febbre la vede come un effetto collaterale, invece la febbre è la risposta del sistema immunitario all'antigene che è stato introdotto, quindi non è un vero effetto collaterale. Dando le giuste conoscenze, e chiaramente queste conoscenze le dobbiamo dare a ogni età. Giustamente diceva, le persone anziane potremmo andarle a trovare dove vivono, nella piazza, nell'osteria, nei circoli per anziani. Questo sarebbe sicuramente perché li troviamo, diciamo, a casa loro, non vengono in ospedale dove magari si trovano un ambulatorio assettico e dove magari hanno anche delle difficoltà per, diciamo, capire quello che gli viene detto. Grazie dottor Scacciante, vedo che siamo in sintonia. Io ho chiesto anche un incontro al direttore generale, il dottor Dalben, visto che ho avuto anche ospite il professor Cozzi. Si parlava di trapianti, perché forse, dottor Scacciante, lo dico anche alla dottoressa Malorgio, io vado molto in giro, specialmente vado a trovare questi diversamente giovani. L'ultima volta li ho portati alla Gipsoteca a Canova, abbiamo fatto un bel pranzo e durante il pranzo abbiamo parlato di donazione di organi. E questi diversamente giovani, quasi tutti, hanno detto che non conoscono e che si affidano ai figli. Forse, ecco, visto che loro riescono a capire, se tu glielo spieghi, anche l'importanza della donazione di organi, non sarebbe male. Aspetto ancora risposta dal dottor Dalben, visto che
il professor Cozzi mi aveva detto è un'ottima idea anche che noi andiamo nell'RSA a spiegare la donazione degli organi, ecco, perché spiegare, loro hanno tutto il diritto di sapere, anzi io li intrigo con la mia trasmissione, anche su temi che delle volte mi dicono ma cosa parli al mattino, ne cito uno di molto attuale però adesso in questi giorni con le guerre di diritto internazionale. Mai e poi mai qualcuno avrebbe pensato che i diversamente giovani da casa telefonassero e ringraziassero il professor Marella per aver spiegato cos'è il diritto internazionale. Capisce che forse si può fare la strada, ma se qualcuno non vuole ascoltare, cosa dice dottoressa Malorgio? Possiamo fare tante cose se ci crediamo, perché sono persone, se noi dico sempre siamo diventati belli e grandi a merito loro, del lavoro che hanno fatto, del sacrificio, di quello che hanno patito, la miseria, loro sanno cos'è, loro hanno i ricordi e perciò non informarli. Cosa dice? Da piccoli si inizia, ma deve proseguire poi il percorso. Prego, dottoressa Malorgio. Sì, credo che sia fondamentale che l'informazione sia trasversale per tutte le età. Non possiamo pensare di darla solo ai bambini o solo ai genitori dei bambini, anche perché la persona diversamente giovane in realtà è il nonno all'interno di una famiglia, quindi anche perché l'informazione sia uniforme, quindi meglio colta e meglio, come dire, anche assorbita da parte della popolazione, occorre davvero che non si tolga nessuno da questa possibilità. L'RSA assolutamente, ma anche, come diceva, posti più di comunità e di socialità dell'anziano, come una bocciofila, come il bar della periferia, no? Cioè, l'importante è arrivare e che l'informazione sia uniforme e sia su tutte le età. L'uniformità dell'informazione dà anche forza, perché se io dico la stessa cosa al nonno, al papà e al bambino, quando le tre fasce di età si incontrano tra di loro hanno tutti la stessa idea ed evitiamo degli scontri anche all'interno della famiglia, che talvolta sono poi quelli che portano a fare o non fare un percorso verso la salute. Quindi è estremamente importante coinvolgerli. Anche perché ricordiamo quando i primi sintomi del Covid dove si trovavano proprio specialmente su quei nonni che giocavano a carte, si ricorda, dottoressa? Ecco, il contatto, ecco, perciò metterli a conoscenza anche in futuro di quella che è la situazione non sarebbe male. Il problema, io sto coinvolgendo i sindaci, lo dico anche al dottor Scaggiante, perché sono loro che possono fare questo, sono loro anche con i servizi sociali, sono pochi per carità, però secondo me se c'è la volontà di informare forse ci riusciranno, perché è la persona, il sindaco nella quale loro credono, nella quale si rivolgono, è quella che fermano per strada perché è quella più vicina a loro, perché funziona così, gli altri non esistono, perciò io penso che anche loro, visto che sono responsabili della salute dei cittadini, devono fare squadra anche con queste persone. Cosa ne pensa, dottor Scaggiante, e come ci saluta? No, direi di sì, nella nostra montagna qua abbiamo tanti anziani e io dico sempre bisogna coinvolgerli perché spesso magari vivono da soli, stanno da soli e l'unica cosa che diciamo li accomuna è il fatto che hanno dei sindaci e hanno forse il potere di riuscire a coinvolgere anche queste persone che hanno dato tanto alla società, a tutti noi e quindi devono essere ricambiati. Grazie veramente al dottor Enzo Scaggiante, direttore Unità Operativa Complessa Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Belluno, di essere stato con noi. Buon lavoro dottore e sempre grazie. E sentiamo anche come ci saluta la dottoressa Emanuela Malorgio, vicepresidente SICUP, Società Italiana Cure Primarie e Pediatri, collegata con noi da Torino. Prego dottoressa. Ma io vi saluto ringraziandola, perché queste trasmissioni servono per diffondere conoscenza, buona conoscenza su argomenti estremamente importanti. Chiunque stia guardando questa trasmissione penso che possa allontanarsene sapendo qualcosina in più di argomenti che sono fondamentali e forse anche con l'idea di poter fare qualcosa, perché quello che hanno ascoltato e che magari condividono lo possono mettere nella loro chiacchierata con la vicina di casa, con l'amico, con
qualcuno all'interno della famiglia e così via. Quindi io chiudo da parte mia ringraziandola. Grazie a lei, dottoressa Emanuela Malorgio, veramente grazie, buon lavoro anche a lei. Pubblicità. Partiamo subito con altri graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza l'avvocato Danilo Riponti, docente di criminologia. Grazie avvocato Riponti di essere qui. È un piacere di essere con voi. Accompagnato dall'ammiraglio Roberto Domini, scusate, perché ho scritto adesso. Allora, Centro Studi di Geopolitica e Strategia Marittima. E di cosa parleremo con l'ammiraglio? Sempre di guerra, naturalmente, di cosa sta succedendo e del suo importante osservatorio, esperienza e competenza, come vede la situazione. Però partiamo subito con l'avvocato Danilo Riponte. Mi dicono che è arrivato anche il comandante da Conegliano, il dottor Claudio Malamace, comandante polizia locale di Conegliano. Buongiorno comandante! Buongiorno a tutti. Buongiorno comandante. Come sta bene? Comandante? Tutto bene? Bene, grazie. Ecco, fa piacere. Allora, ho visto che appunto vi conoscete con l'avvocato Riponti, mi fa anche piacere, assieme all'ammiraglio Domini. Allora, partirei proprio dall'avvocato Riponti. Cosa sta succedendo, avvocato? Molti femminicidi, baby gang, ragazzini che hanno superato il limite dell'asticella. C'è una popolazione molto impaurita, stanno passando dei messaggi veramente non proprio corretti, a mio avviso. Io continuo a dire che vivo in una città tranquilla, che è Treviso, dove posso uscire, naturalmente stando attenta, ma parla una che ha subito una rapina con 7 ragazzini alle 15 del pomeriggio tanti anni fa, perciò so di quello che parlo, so di quello che dico, non è che dico a caso. Naturalmente bisogna stare attenti, però non bisogna avere anche paura di questi ragazzini, perché chissà cosa mi faranno. Ecco, girare l'angolo, cambiare strada, come abbiamo sentito dalle telefonate, per la paura, perché è passato questo messaggio, la paura, e la paura può fare dei danni incredibili. Cosa dice l'avvocato Riponti? Assolutamente sì, hai messo assieme molti temi e molto importanti.
Un primo tema è la presenza di queste realtà criminali nuove che caratterizzano la nostra epoca. Realtà criminali nuove che hanno delle motivazioni ben precise e per quanto riguarda le baby gang io sostengo da sempre che c'è una componente di responsabilità delle famiglie nelle carenze educative, nelle poche attenzioni che si danno a questi ragazzi che purtroppo vivono liberi allo stato brado e i punti di riferimento fondamentali che dovrebbero essere i pilastri educativi mancano. Manca il ruolo genitoriale interpretato con vivace personalità, con entusiasmo, con forza e inevitabilmente complici anche altri fattori. Per esempio, ne abbiamo già parlato una volta qui da te, il fattore della pandemia, il lockdown ha creato tutta una serie di disturbi di tipo psicologico su queste fasce giovanili. Ecco che si verificano situazioni come quelle che constatiamo, tristissime. Però se queste situazioni generano quella che i criminologi anglosassoni chiamano fear of crime, la paura del crimine, la paura diffusa sociale, non bisogna abdicare alla vita in società che tutti noi dobbiamo continuare a rivendicare, perché se ci facciamo prendere dalla fear of crime e ci rinchiudiamo nelle nostre case, in luoghi sicuri e abdichiamo a una presenza civica in certe parti della città, facciamo un danno grandissimo, cioè complichiamo la situazione. Sentiamo come commenta il comandante Claudio Malamaccia le parole dell'avvocato Riponti. Prego, comandante. Sì, io condivido appieno e ho sempre sostenuto anche in altre trasmissioni che il problema è educativo, quindi si parte dalle famiglie. Quindi prima ancora che sfociare in atti di criminalità sappiamo che sono delle intemperanze dovute al gruppo, perché quando si agisce in gruppo si pensa di non essere responsabili, perché si attribuisce la responsabilità a un'entità astratta, secondo questi ragazzi, che è appunto il gruppo, quindi non si sentono responsabili in prima persona, quindi c'è una proprio deresponsabilizzazione del singolo. E naturalmente prima di arrivare all'azione penale o comunque in atti criminali, a mio avviso si può prevenire. Si può prevenire attraverso delle politiche sociali che vadano a supportare le famiglie, perché oggi, come diceva l'amico Danilo Riponti, qualche problema c'è a livello genitoriale, cioè non tutti siamo in grado di fare genitori, quindi di trasmettere un modello educativo corretto che sia adeguato ai tempi ai nostri ragazzi. Però, comandante Malamaccia, lo dico anche all'avvocato Riponti, ma se io non ho la fortuna di avere i genitori, la famiglia, perché non c'è, non riescono a fare i genitori, non ho fratelli, oppure se li ho siamo completamente lontani, la scuola è con le spalle al muro, perché vediamo come si comportano all'interno della scuola non solo i ragazzi ma anche i genitori, io devo avere, se sbaglio, la certezza della pena. Se io commetto un reato devo avere questa certezza, che non c'è. Primo, i minori, ve lo posso assicurare, sanno benissimo a cosa vanno incontro, anzi lo sanno meglio dei loro genitori, sanno di essere protetti. Io dico quasi tutte le mattine la telefonata che ho ricevuto di un papà che ha detto: mio figlio ha sbagliato, me lo ritrovo sospeso da scuola sul divano. Qualcuno ha detto: fai alzare tuo figlio e datti da fare. Però il messaggio che ha dato questo genitore era: ma questa è la punizione? Questa è la punizione. Allora lei capisce bene, comandante, vorrei sentire cosa mi dice anche l'avvocato Riponti, che è inutile mettere nelle carceri i minori se non gli facciamo fare niente. Perché poi loro, a quell'età, siccome non hanno più regole, pensano di non avere niente da perdere perché non ragionano, sono molto fragili, anche con percorsi distruttivi, difficili. Guardate, credete a me, non è così come la pensate voi. Forse bisogna fare qualcosa, intervenire. Bisogna intervenire
in attesa che qualcuno si decida di mettere questa benedetta certezza della pena. Se sbagli, se fai reato, non paghi solo tu, paga la famiglia. Se la famiglia non ha i soldi, va a lavorare la famiglia per rendersi utile alla comunità, visto che poi è la comunità che paga il danno, perché finisce così. Perché non si fa questo? Perché si continua a parlare di carceri, di minori, noi poi cominciamo a dare subito le etichette, uno sbaglia una volta, spazia, diventa un spacciatore o diventa uno stupratore, perché noi diamo le etichette come abbiamo fatto con i diversamente agili, come dico io, li abbiamo chiamati con i peggiori nomi invece di chiamarli per nome e cognome. Cosa dice avvocato? Perché non arriva questa certezza della pena? Abbiamo visto a Castelfranco 100, sono iniziate proprio delle risse terribili, cioè aspettiamo che arrivino a 500 perché adesso cominciano a fare sempre più gruppo, i genitori all'interno delle risse non ne veniamo più fuori. Cosa pensa avvocato Riponti? Abbiamo bisogno di intervenire su alcuni sistemi che, dati alla mano, non funzionano. Il primo sistema su cui bisogna intervenire e soprattutto potenziare risorse è il processo minorile. I minori sanno benissimo che oggi come oggi il processo minorile è un processo in cui i principi nobilissimi della rieducazione certe volte prevalgono e sopprimono le esigenze anche di un trattamento sanzionatorio che dia senso alla certezza della pena. I minori molto spesso sanno che il processo minorile è un qualche cosa di all'acqua di rose, se mi si consente questa espressione. Vengono inseriti in piccoli circuiti, ma in realtà deterrenza il processo minorile oggi come oggi non è in grado di farne. Un famoso procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori a Roma mi diceva sempre: io non sono la pubblica accusa nel processo, io sono la pubblica difesa che si affianca al difensore di parte privata, perché effettivamente tutta questa logica è una logica in cui la certezza della pena in realtà non c'è. Si cercano escamotage, si cercano perdoni giudiziali, si cercano misure alternative. In realtà bisogna far capire anche la serietà del processo penale, anche minorile. All'estero si sta capendo drammaticamente questo problema e in molti paesi addirittura si vuole abbassare la soglia dell'imputabilità e creare delle responsabilità penali ben precise, anche in maniera severa in quella fascia tra i 14 e i 18 che è la fascia più caratterizzata dalle baby gang. La fermo un secondo perché vediamo se abbiamo ancora in linea Maurizio da Conselve. Maurizio, sei in linea? Sì, Mirella. Prego. Ne approfitto per salutare te e tutti quanti i tuoi ospiti. Oggi un argomento interessantissimo. Ecco. Allora Mirella, io faccio presente, innanzitutto vi do ragione quando dite che praticamente parte tutto dalla famiglia, perché giustamente è la famiglia quella che deve mettere in riga il figlio, ok? Ecco, una volta, apro una parentesi Mirella velocemente, mio nonno mi diceva l'albero è da piccolo che si raddrizza, non quando è grande, perché è troppo tardi, benissimo. Comunque Mirella, chiudo la parentesi, voglio dire però che non è, cioè con queste cose che sentiamo di tutti i giorni, gente che spacca la testa, gente che è violenta, gente che ne fa di tutti i colori, gente che occupa le case, ecco, questo è un problema ulteriore in più per la società. Qui praticamente siamo arrivati che la gente non ne può più ed è esasperata, ok? Non possiamo, Mirella, con tutti quei problemi che abbiamo anche noi, io parlo di gente normale che si alziamo la mattina per andare a lavorare con la paura che ti vedi occupata la casa da qualcuno. Cioè uno non può vivere così e dopo è giusto e giustamente la gente reagisce, perché giustamente con un delinquente non puoi ragionare, Mirella, non si può ragionare. Hai capito questo? Ecco, ti faccio un esempio. Io ieri sono andato a fare la spesa, ieri pomeriggio, e ho visto due persone che stavano litigando addirittura per un carrello di spesa, un carrello, sai quelli che si porta per andare a fare la spesa? Ecco, se tu intervieni hai paura di beccartele anche tu, cioè non si può, siamo arrivati che la società ormai è malata, è contorta, qui ci vuole la sicurezza per le persone, ok?
mettere più sicurezza, le persone devono sentirsi tranquilli, no? Grazie Maurizio, sei stato chiarissimo. Ciao, buona giornata. Abbiamo il comandante Malamace, grazie Maurizio, salutiamo anche Consalve. Prego comandante, come commenta questa telefonata e quello che ha detto anche l'avvocato Riponti, prego. Sì, allora sono d'accordo con il concittadino che appunto parlava di sistemi educativi. Ricordando anche ancora su questo argomento, naturalmente il sistema educativo, o meglio rieducativo, va perfezionato anche. Il sistema penitenziario sicuramente affollato. Abbiamo visto qualche giorno fa la notizia che il carcere minorile di Treviso ormai ospita una popolazione che è 3 volte maggiore di quella che potrebbe ospitare. Quindi le strutture sicuramente non sono adeguate, manca il personale, per cui non si possono attuare quei progetti che veramente siano da una parte punitivi per quanto riguarda il minore, però dall'altra parte anche rieducativi. Credo che il principio appunto nobile, come diceva Danilo, della rieducazione della pena possa proprio partire dagli istituti penitenziari minorili, perché a quell'età ancora siamo in grado di incidere in maniera efficace. E poi man mano che si diventa più grandi, mi ricollego al discorso che faceva il concittadino, è difficile raddrizzare l'albero, quindi bisogna proprio partire con sistemi già da giovani, sistemi naturalmente che devono essere il più possibile rispettosi della dignità giuridica con la quale l'Italia ormai da anni si differenzia dagli altri paesi, però dei sistemi validi. Ce ne sono progetti, quindi non ci inventiamo nulla, però purtroppo bisogna investire delle risorse, quindi a livello diciamo centrale bisogna trovare queste risorse, o meglio dare la priorità a quello che già c'è e canalizzarlo verso questo settore. Allora, comandante, lo dico anche all'avvocato Riponti, il problema però c'è qualcosa che non va in questo puzzle che tutti quanti vorremmo unire. Allora, io ho avuto ospite il giudice Borile, che si occupa di messa alla prova e di far uscire queste persone dal carcere. E alla mia domanda, mi scusi dottor Borile, ma la Costituzione prevede dal 2023 che ci sia anche lo sport molto importante per l'educazione, per il rispetto della persona. Allora ho detto, scusi dottor Borile, ma io sono andata a confrontarmi con questi giudici e quando io ho chiesto perché non facciamo rifare lavoro, sport, invece di lasciarli a casa, sospesi da scuola, invece di fare dei percorsi che non portano a niente. E la risposta che mi hanno dato, specialmente una giudice donna, è stata: ma Tuzzato, noi non possiamo obbligare un ragazzino a 14 anni a fare sport se non lo vuole. Ah no, ho detto, però voi lo obbligate a venire da me all'Emporio Solidale a consegnare la borsa della spesa che non porta a niente. Lo obbligate a portare a passeggio l'anziano, dove trovo l'anziano da una parte e lui col telefonino da un'altra. E allora ho detto, forse ho sbagliato ufficio e sono uscita. Perché lo trovo assurdo. Guardate, io trovo veramente assurdo che sempre si parli di soldi. Noi abbiamo palestre, abbiamo associazioni di volontariato dove mancano completamente avvocati giovani, nessuno ha giovani, e continuiamo a mettere in atto delle normative, perché è questo che prevede la legge è questa, il giudice la applica, ma la legge, giustamente l'avvocato, il giudice Borile mi ha detto: Mirella, io non posso obbligare perché la legge me lo vieta. Allora, dove vogliono andare a parare? Se non riescono a prendere in mano la situazione, guardate che fra poco non ce ne sarà per nessuno, perché inizia a passare, avete sentito, il problema della paura,
il problema di non mettersi in mezzo perché mi arriva una coltellata, chissà cosa mi succede, Mestre, anche per un carello a Mestre. Allora, avvocato, chi è che deve prendere in mano questa situazione che sta degenerando con la paura veramente di uscire anche come diversamente giovane alle 17 da casa, anche portare l'immondizia perché ho paura, chissà cosa mi succede, magari poi se lo trova dentro in casa. Prego. È una questione di cambio di mentalità. Molto spesso noi crediamo che introducendo una norma nell'ordinamento giuridico automaticamente questa fiorisca in situazioni o comportamenti virtuosi. Non è così. La norma, se non è vissuta, se non è con passione veicolata dai soggetti che la devono applicare, la norma serve a poco. Il sistema giuridico italiano è il più ricco di norme, abbiamo 110.000 leggi, il quintuplo di quasi tutti gli altri paesi dell'Unione Europea. E non si tratta di avere una legge in più o una legge in meno, ma si tratta, per esempio, nel caso che dicevi tu in precedenza, il caso dello sport, se non li possiamo obbligare, ma li dobbiamo motivare a fare questa attività, perché è la più alta filosofia del nostro sistema giuridico che ce l'impone. Ricordo che la legge costituzionale 1 del 2023 ha introdotto la tutela costituzionale dello sport come strumento di crescita e di educazione delle future generazioni. Ha introdotto questo comma quinto. Abbiamo strumenti, ma credo che tutti i soggetti che orbitano intorno al fenomeno della sicurezza sociale e della giustizia li devono vivere con passione, con un entusiasmo civico. Il problema che dici tu è che forse questo entusiasmo civico un pochettino latita, soprattutto nei giovani. Nelle organizzazioni di volontariato ci sono quasi tutte persone che magari hanno avuto qualche problematica di patente, di guida in stato d'ebbrezza e vanno a fare le messe alla prova per gestire al meglio un incaglio di tipo giudiziario. Ma ci vorrebbe invece entusiasmo e passione civica. Questo bisogna far risvegliare, perché se si risveglia questo è tutto un sistema che si rivitalizza. Sentiamo allora questo senso della passione civica. Monica da Paese, vai Monica. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Buongiorno a tutti i vostri ospiti. Buongiorno. Volevo fare una domanda al comandante. Perché non esiste ancora una legge per il maltrattamento e uccisione di animali, perché anche quella è una violenza bella e buona anche quella, animali, bambini e anziani e anche persone più deboli e donne ovviamente. Però quello che mi ha colpito in questi anni, anche prima e dopo la pandemia, mi ha colpito molto la violenza tanto sulle donne e sugli animali. E vedo ogni giorno qualcuno che uccide o sedizia animali. Allora, queste persone qua, vorrei dire che come lo fanno con gli animali, ricordatevi che prima o poi lo fanno anche con gli esseri umani. Questo è molto allarmante la cosa. E fa riflettere perché ci vorrebbero delle leggi più severe anche sul maltrattamento e uccisione di animali, perché queste, ve lo ripeto, queste persone qua prima o dopo lo fanno anche con gli esseri umani. Grazie Monica, molto chiara. Prego comandante Malamazze. Allora, diciamo che negli ultimi anni si è sviluppata una normativa proprio a tutela degli animali, quindi sono state inasprite le pene per quanto riguarda il maltrattamento fino ad arrivare anche all'uccisione dell'animale, specialmente poi gli animali domestici, quindi che ormai vengono considerati parte parte della famiglia. Naturalmente deve crescere la sensibilità di chi poi deve applicare queste norme. In primis mi ci metto io che rappresento le forze dell'ordine, quindi sensibilità da parte nostra a perseguire determinati reati, ma soprattutto poi sensibilità anche del sistema giudiziario, e devo dire che negli ultimi anni questa sensibilità soprattutto a livello giudiziario è cresciuta. E il fatto poi che a noi duole è che spesso non vengono denunciati e quindi non ci permettono di poter svolgere l'attività di indagine. Quindi l'invito che io faccio alla popolazione, quando si verificano anche maltrattamenti di animali, quindi le sevizie o comunque situazioni di animali tenuti in condizioni non idonee fino ad arrivare appunto a sofferenze atroci che possono poi
sfociare nella morte dell'animale, di denunciarli, di segnalarli, perché comunque le forze dell'ordine, una volta ricevuta la denuncia, sicuramente agiranno e porteranno all'attenzione della magistratura con naturalmente gli strumenti giuridici che abbiamo. Certo, sicuramente l'inasprimento di qualche pena non sarebbe male, però prima di arrivare a questo, perché è inutile inasprire le pene quando poi non c'è quella sensibilità all'applicazione di queste pene, o comunque quando questi fascicoli passano in secondo piano, perché abbiamo cose più importanti e naturalmente il lavoro è tanto e si dà priorità ad altri casi. Quindi prima bisogna aumentare questa sensibilità, questo senso civico verso questo tipo di crimini, e dopo possiamo parlare di inasprimento delle pene. Abbiamo Leone da Trebasele, che vai Leone? Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Ciao. Allora, per quanto riguarda la criminalità, bisogna smetterla con il buonismo, il buonismo tipico cattolico che c'è in questo paese. Bisogna essere più seri, perché una donna che delinque va in prigione, ma il bambino sta fuori dalle prigioni. Se il bambino ha un papà, si cura del bambino il papà, altrimenti il bambino va tolto alla donna. Si fa come si fa in tutti gli altri paesi del mondo. Volevo parlare a un signore di strategie militari. Adesso lo presentiamo. Allora noi europei diamo soldi a Israele per la sua sopravvivenza, diamo soldi ai palestinesi per la loro sopravvivenza, però non abbiamo nessun diritto di andare a vedere come spendono questi soldi, perché loro, invece di adoperarli per cose buone, si comprano armi, si preparano per la guerra, e quando fanno la guerra noi europei non abbiamo nessun diritto di dire niente, perché Macron l'altro giorno ha detto non bisogna più dare le armi a Israele, e Netanyahu, arrogante, ha risposto: attento tu che mi ricorderò di quello che hai detto. Ti immagini, Mirella, che tutti i soldi che diamo non abbiamo diritto di niente? Siamo succubi dell'America, dell'Inghilterra, dell'Ucraina, della Russia, di tutti. Noi europei siamo succubi di tutti, non abbiamo diritto di niente, e adesso stiamo vedendo questo massacro che stanno facendo e non c'è nessuno che lo ferma, questo arrogante. Ciao Milena, grazie. Grazie a te Leone. Allora adesso andiamo a conoscere l'ammiraglio Roberto Domini, ecco, Centro Studi di Geopolitica e Strategia Marittima. Allora è stata una sorpresa per Mirella avere l'ammiraglio qui questa mattina, ma che ringrazio sempre. Allora, cosa sta succedendo, ammiraglio, dalla sua visione importante, che noi non sappiamo? Ecco, noi sentiamo parlare di tanti soldi, di tante armi sempre più potenti, ma la vera situazione qual è, ammiraglio, che nessuno ce la racconta? Allora, la situazione odierna non è una situazione serena e tranquilla, è una situazione comunque difficile. Mi piace dire e ricordare al nostro amico che ha chiamato che proprio ieri è successo un evento abbastanza fastidioso dal punto di vista militare e politico, perché gli israeliani hanno sparato sulle nostre forze che partecipano in Libano alla protezione del confine libanese e quindi controlla la divisione tra israeliani e libanesi. Questo gruppo che si chiama UNIFIL, che è stato spesso a comando italiano, a questo gruppo è stato ordinato dagli israeliani di spostarsi di 5 chilometri a nord rispetto alla posizione che in quel momento loro ricoprivano, naturalmente non ubbidendo a questo ordine tassativo di Israele. Israele ha sparato sulle diciamo, forze di peacekeeping, cosa assolutamente molto ma molto grave. Lo dico anche perché, avendo comandato il contingente italiano nel Sinai e mi occupavo della divisione invece tra Egitto e Israele,
so bene che queste cose non devono assolutamente accadere. Il nostro Ministro della Difesa ha subito risposto in maniera molto netta e molto chiara, prima chiamando l'ambasciatore israeliano in Italia e quindi presentandogli in qualche modo le sue dimostranze per questo evento, ma soprattutto dicendo che l'Italia non ubbidisce a ciò che Israele vuole. Se Israele vuole qualcosa ne parla in maniera adeguata e in maniera diplomatica. Poi da qui noi dobbiamo partire perché non è solo il problema del Medio Oriente. Il Medio Oriente è un problema molto grosso, peraltro un problema anomalo, perché tutte le guerre israeliane sono sempre durate molto poco. Nel giro di una settimana, 2 settimane le guerre finivano. Questa guerra è una guerra che continua da quasi un anno, anzi più di un anno, perché guarda caso il 7 ottobre, non a caso tra l'altro il giorno della battaglia di Lepanto, mi piace ricordare che è un giorno particolare, ma è un anno e quindi è anomalo questa situazione. Ed è soprattutto una situazione che si sta mano a mano allargando non solo al Libano, per il quale noi italiani abbiamo un occhio di riguardo perché abbiamo un rapporto molto intenso con il Libano, ma anche e poi, questo è da studiare, da vedere, all'Iran. E questo non è un qualcosa di semplice, perché l'Iran è in collegamento sia con la Russia che con la Cina e quindi attaccare l'Iran tutto sommato potrebbe incrinare ulteriormente i già difficili rapporti internazionali tra Cina, Russia e Stati Uniti dall'altra parte, che sono già sotto attacco, visto la problematica ucraina che ha citato il nostro amico. È un problema anche questo che poteva essere risolto dall'Europa con un intervento più determinato, invece si è lasciato dal 2014 fino al 22 che le cose andassero in una certa maniera e quindi se il focherello si poteva spegnere allora in maniera più facile, adesso il fuoco è decisamente più ampio, non è interesse della Russia in questo momento cercare la pace. Zelensky chiede una pace che i russi non accetterebbero mai, per cui la situazione è grave anche in questo caso, perché non ci sono delle aspettative positive alla fine di questo conflitto, anzi probabilmente qualcuno parla che il conflitto continuerà per almeno un altro anno, quindi non è una situazione facile. A tutto questo ci sono poi problemi con la Cina, perché gli Stati Uniti, proprio ultimamente, la Marina americana ha emanato un documento che si chiama Navigation Plan, cioè quello che dovevano essere le indicazioni per la Marina americana, in cui si dice chiaramente che il 2027 è l'anno in cui la Marina deve essere pronta ad affrontare una guerra con la Cina. Quindi sono 3 i luoghi importanti. Europa non è più l'Europa che abbiamo visto e abbiamo sognato noi qualche anno fa, in cui tutto sommato vedavamo inizialmente le 6, poi 12 nazioni che definivamo come Europa occidentale, in cui tutto sommato esisteva un rapporto molto, molto positivo. Adesso c'è un'Europa orientale che fa il doppio gioco. L'Europa orientale di fatto riceve i soldi dall'Europa, ma per la sua sicurezza guarda agli Stati Uniti e quindi c'è una presenza all'interno dell'Europa che divide il nostro continente di fatto in due realtà. E questo sarà uno dei più gravi problemi, secondo me, che dovremo affrontare nei prossimi anni, cioè l'Europa vive un momento di grande difficoltà e dovremmo assolutamente trovare i mezzi per ricucire i rapporti. Ammiraglio, la fermo un secondo perché sennò cade il centralino. Giusy, vai Giusy, veloce. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti.
Chiedo all'avvocato, vorrei sapere, avvocato, chi dà il peso di un massacro di queste 3 persone ammazzate dalla ragazza tedesca che hanno dato 4 anni di carcere, se li fa perché se la legge non funziona, avvocato, perché non viene cambiata? Ma cosa valgo io di fronte a uno che mi uccide? Meno di un animale, ma perché so che c'è la legge che se tu ammazzi un animale vai in carcere. Datemi una risposta perché non capisco più niente. Se adesso mi ammazzano un figlio, un fratello e dopo non danno niente a questi che lo hanno ammazzato, ma non so, siamo su un altro mondo, avvocato. Vi ringrazio. Grazie Giusy. Allora, prima di rispondere a Giusy con l'avvocato Danilo Riponti, io vorrei tornare un attimo a quello che ha detto l'ammiraglio Roberto Domini. Ammiraglio, però non è che l'Occidente abbia perso la bussola, nel senso l'Occidente che rappresentava il dialogo, la programmazione, l'equilibrio, non lo vediamo più, non riusciamo più a capire. Eppure erano i pilastri dell'Occidente, questo che faceva andare avanti con un dialogo, una buona programmazione. Chi è che impedisce che ci sia questo dialogo? Perché io sono convinta che ci sia un grande business sotto, un grande business di armi, un grande business sulla popolazione, che è quella che muore di più di tutti, gente che non c'entra niente, non sa neanche il perché. E perché devono sempre pagare le fragilità a dispetto di alcuni dittatori, alcuni politici che cercano solo quel potere, sempre di più, sempre di più. Ecco, questo non è più accettabile. Siamo nel 2024, lei ha dato una data importantissima, nel 2027 la Marina deve essere pronta. Ma saremo pronti? Prego, ammiraglio. Allora, cerco di rispondere in una maniera un po' fuori dal contesto, che in qualche modo per assurdo si ricollega quasi al discorso che state facendo invece legato alla criminalità. Allora, il problema dell'Occidente, secondo me, è un problema di virtù, nemmeno di valori, di virtù. Cioè noi abbiamo cancellato, per delle scelte secondo me devastanti e completamente sbagliate, il concetto di virtù e tutta la storia che a noi abbiamo alle nostre spalle, la letteratura, parlo della letteratura greca, della letteratura latina, quindi dei classici che sulla virtù hanno costruito praticamente la formazione dei nostri popoli. Bene, noi abbiamo voluto cancellare le virtù. E abbiamo parlato di regole, gli americani parlano sempre di regole, ma quali sono queste regole? Esistono delle regole, per esempio, nelle Nazioni Unite, ma queste regole spesso e volentieri non sono, diciamo, assecondate, non sono rispettate dagli Stati. Quindi, se non ci sono delle virtù, se non abbiamo dei valori forti all'interno delle società, è chiaro che anche l'Occidente si perde, e questo secondo me è una delle prime cause. La seconda causa fondamentale è che le società sono sempre più diventate aggressive, c'è una tendenza all'uso della forza e sempre meno alla diplomazia, al rapporto. Adesso io, ripeto, non posso parlare da esperto di criminologia, ma certamente nella società si assiste a una chiusura, ognuno vive nel suo nucleo e si è perso il concetto di comunità, per cui se io vedo che qualcosa non va in un determinato posto, non mi interesso, invece dovrei essere io il primo, se vedo qualcosa che non va, a evidenziare questo qualcosa in modo tale da, e se trovo delle persone che in qualche modo non la pensano come me, dialogare, trovare delle occasioni, perché poi è quello, diciamo, le problematiche internazionali come le problematiche individuali si risolvono con il dialogo, si risolvono se uno ha chiaro in testa che dall'altra parte c'è una persona come te, non diverso, non cattivo, non brutto o che ne so, ma uno come te, e quindi come tale, proprio perché ha delle virtù in comune,
si può dialogare, si possono risolvere i problemi, e questo secondo me è il secondo problema quindi dell'Occidente, aver disimparato a dialogare, trovare con la diplomazia soluzioni ai problemi. Poi quello che lei mi ha chiesto alla fine, devo dire onestamente che non lo so se saremo pronti. Io spero che prima di quel momento si siano trovati proprio gli elementi per eliminare il rischio di una guerra, perché diciamo noi camminiamo in questo momento in una, come vi dicevo prima, in un sistema estremamente complesso che può scappare di mano. Questo è qualora dovesse scappare di mano, i danni sarebbero per tutta l'umanità, e quindi dobbiamo essere molto molto accorti. Però l'avvocato Riponti, intanto che l'ammiraglio parlava, sentivo sottovoce passione civica. Però bisogna vedere se quelli che siederanno attorno a questi tavoli importantissimi nel futuro delle popolazioni avranno la passione civica. Perché per arrivare al dialogo che dice l'avvocato, l'ammiraglio Roberto Domini, ci vuole la passione del territorio, del tuo territorio, la passione della tua popolazione. Per vedere se c'è questo, perché se non c'è questo non ce la faremo mai. Abbiamo messo le persone giuste, qua lo domando all'ammiraglio, poi andiamo dall'avvocato Riponti, nei posti giusti. Perché là abbiamo bisogno di competenza, abbiamo bisogno di dialogo, abbiamo bisogno di solidarietà, abbiamo bisogno di un fronte unito per la pace rispetto a un fronte minore, a mio avviso, per la guerra, ma molto più potente. Perché? Perché ci sono i soldi. E là bisogna vedere dove va la passione, se va verso più il denaro, l'oro nero, oppure se va per la passione del territorio e delle popolazioni, del bene comune. Allora, ammiraglio, e poi andiamo dall'avvocato Riponti. Sì, allora, è chiaro che rispondere a queste domande ci vorrebbero ore. Quindi, ma intanto iniziamo, però, ammiraglio, diciamo iniziamo. Che, sembra, la sua domanda è provocatoria, ma estremamente interessante. Allora, il primo punto che mi sento di dire e fare un riferimento al contesto internazionale. Nel contesto internazionale esistono due termini che definiscono un po' quello che lei dice e in un senso opposto una certa aggressività: nazionalismo e spirito nazionalitario. Che cosa significa nazionalismo? Nazionalismo significa che io come italiano mi sento migliore di un francese, mentre spirito nazionalitario significa che io sono orgoglioso della mia cittadinanza e della mia cultura nazionale. Questo significa amore per la comunità nel secondo caso, tendenza all'aggressività nel primo. Quindi noi all'interno del nostro paese dovremmo puntare molto su questo spirito nazionalitario, cioè dovremmo puntare molto sull'aggregazione dovuta alla cultura, alle comuni origini, alla comune storia, al fatto che la geografia ci ha fatto in una certa maniera. Sono tutti elementi, la stessa religione cattolica è un elemento di unione all'interno del nostro paese. Noi dobbiamo lavorare proprio per recuperare questa identità. Il problema è che un mondo di cui lei ha parlato e ha citato l'elemento economico, le armi, il denaro, gli interessi, le risorse, e quello è un mondo che non vuole l'identità, combatte l'identità perché le identità sono un limite all'espansione economica. E qui credo di dovermi fermare perché ha già detto tutto. Guardi, ha già detto tutto, ammiraglio, e la ringrazio, perché bisogna anche parlarne di queste cose, non mettere sempre la polvere sotto il tappeto fingendo che non ci sia. Allora sentiamo anche l'avvocato Riponti come commenta alle parole di Giusy, ma non solo di Giusy. Ho avuto una mamma che ha perso la figlia, ha perso la nipote, 7 anni di carcere, se li faranno tutti. Qui dove siede lei, avvocato, ha detto
3 anni e mezzo a testa se li faranno, ma questa è giustizia, io non voglio soldi, voglio giustizia, se ha sbagliato deve pagare, ubriaco, scappato, velocità altissima, 7 anni, 2 morti, poi vediamo magari un reato anche molto minore, magari 2 anni, è questo che la gente a casa, ma perché nessuno spiega? Chi è che spiega? Chi è che spiega la trasparenza anche delle pene applicate? Cosa vuol dire questa pena rispetto a un'altra? Perché la bilancia pesa sempre a sfavore di questi familiari, di queste vittime, non riescono a capire, ecco, c'è qualcosa che veramente si è interrotto, che è la certezza della pena che non arriva. Prego Avvocato Riponte, poi se vuole commentare, poi andiamo anche dal comandante Malamace, perché penso che veramente l'ammiraglio Domeni abbia detto delle cose importantissime che riguardano tutti quanti noi, ma anche voi. Prego Avvocato. Anzitutto io sono perfettamente d'accordo con Giusy. Io credo di aver visto un pezzo di telegiornale in cui veniva proprio proposta la notizia di questa pena concordata tra accusa e difesa inerente a quel fatto tragico del Comelico, di Santo Stefano di Comelico, in cui è morto il papà con il bambino e con la nonna. Ricordo che sono stato colpito dolorosamente dall'idea che queste 3 bellissime creature li hanno proposti proprio durante questo telegiornale, uno vicino all'altro, abbiano cessato di vivere. Il fatto in sé e per sé è un fatto di una gravità infinita, assoluta, è una tragedia. Comparare un fatto che è la morte di un angioletto come era quel bambino là, con il suo papà andava in vacanza, stavano passando ore serene, e con la sua nonna, compararlo a pene poco significanti, veramente è un qualche cosa che stride contro ogni senso di giustizia. Questo problema è un problema che c'è da moltissimi anni. Il problema delle vittime della strada è un problema drammatico perché ve ne sono tantissime e purtroppo anche il fatto che ci sia una grande incidenza statistica fa sì che in ambiente giudiziario si cerca di trovare soluzioni anche di tipo defatigatorio, nel senso di smaltire questo grande numero di procedimenti. Ma se ci si calasse ogni volta che ci troviamo di fronte a una vittima della strada, nella tragedia immane che colpisce quella famiglia, che viene privata di un affetto centrale, molto spesso creature innocenti che veramente cessano per un fatto anche metafisicamente misterioso, la loro esperienza terrena, per colpa di criminali della strada, è un qualche cosa che stride contro ogni giustizia. Orbene, 3 morti, noi non possiamo commentare forse in questa sede l'esito giudiziario in sé, ma pensare a quelle 3 vite e pensare a 4 anni e qualche mese di reclusione, se saranno, conoscendo poi tutti i meccanismi che consentono di avere liberazioni anticipate, che consentono di avere semilibertà, è un qualche cosa in cui c'è la tecnica penalistica forse che sostiene la validità di quell'esito attraverso i meccanismi degli sconti di pena, delle attenuanti generiche, delle diminuenti per i patteggiamenti, per i riti alternativi. Però non c'è la giustizia, il senso di giustizia resta sempre compresso e quasi offeso, ecco, da questi esiti. Allora, prima di andare dal comandante Malamace, sentiamo Mirella da Riese Pio X, se no mi fa cadere il centralino, poi si arrabbia. Vai Mirella, sei in linea? Ciao Mirella, eccola qua. E buongiorno ai suoi ospiti. Allora io dico, siccome no, che sono anziana, ho 73 anni e vivo qua sola, no? In questo condominio qua, e ci sono tutti stranieri. Ecco, delle volte vado giù per le scale, saluto qualcuno, non conoscono neanche buongiorno, perché ti dicono ciao, quella è la parola che conosco, ma però è difficile che capiscano l'italiano ed è tanti anni che abitano qua, quella gente là, ma non capisce niente, né di pulire né di fare niente di niente, e fanno mancamenti per le piazze. E questo bisognerebbe che tanti stranieri se ne vadano al suo paese.
Grazie Mirella, sei stata chiara, vado avanti perché sennò veramente non ce la faccio con tutti questi ospiti, ma è giusto ascoltare anche le persone a casa, comandante Malamazze, le persone che veramente arrivano a voi, dal sindaco a voi, perché questi sono i punti di riferimento. Ma quello che veramente fa impressione è vedere anche, poi vedremo anche queste immagini di questo ragazzo che ha speronato i carabinieri, che ne ha fatto di tutti i colori, ma poi arresti zero in attesa di un processo. Ecco, è questo che forse mette con le spalle al muro anche voi, perché il cittadino vede, sente e dice: ma come? Questo ha commesso un reato, già tranquillo che gira, oppure questi arresti domiciliari che non si riescono, qua lo dico anche all'avvocato di Ponte, bisognerebbe vedere se poi sono proprio gli arresti domiciliari oppure se riescono a uscire dagli arresti domiciliari come accade facilmente. Ecco, comandante, avete una coperta cortissima o sbaglio? Ma allora, gli strumenti per quanto riguarda le forze di polizia ci sono, anche se alcune volte qualche arma può apparire spuntata, quindi io cerco sempre di motivare i miei collaboratori a dire: noi intanto facciamo il nostro, poi il resto ci penseranno gli altri, quindi non perché poi l'aspettativa di giustizia o di punizione non è quella appunto che noi pensavamo fosse, allora per questo dobbiamo essere demotivati. No, noi svolgiamo un servizio a favore della collettività e per cui anche se fosse un giorno soltanto di pena, comunque dobbiamo metterci lo stesso impegno che ci mettiamo per andare a fare delle indagini per un omicidio in cui magari si sta in carcere diversi anni. Quindi l'impegno e l'entusiasmo ci deve sempre essere. Certo, si rimane demoralizzati poi spogliandoci dalla divisa come cittadini, perché si sente venir meno il senso di giustizia. Però questo nasce da un fenomeno al quale si accennava prima, cioè la popolazione carceraria affolla le poche strutture e mal organizzate che ci sono. Quindi tutti questi sistemi deflattivi o comunque alternativi alla pena detentiva servono proprio per questo. Quindi si cerca di dare una risposta tra virgolette punitiva, evitando di affollare ulteriormente quelle che sono le carceri, anche perché mettere in carcere magari una persona che possa aver agito perché in quel momento magari sotto l'effetto di qualche sostanza o comunque ubriaco, e quindi metterlo insieme a dei criminali, diciamo che quello non è una cosa giusta e soprattutto non porta risultati, non porta frutti, cioè non si riesce proprio a rieducare la persona. Quindi in questo caso il carcere per un elemento del genere potrebbe diventare proprio l'università del crimine, come spesso si dice. Quindi è giusto che ci siano dei percorsi diversi, però percorsi che siano incisivi. Ecco, si parlava in passato di differenziare per tipo di reato, naturalmente anche per carico sanzionatorio, gli istituti penitenziari, quindi dove ci sono istituti in cui si scontano pene ben più gravi, dove ci sono veramente dei criminali, e altri istituti dove la gente che viene reclusa può essere avviata a dei programmi, a dei progetti anche socialmente utili, affinché il danno sociale che loro, perché il danno non lo subisce soltanto la vittima, ecco, c'è da tener conto anche questo, quindi non c'è soltanto la vittima di reato, ma quando si commette un crimine rimane lesa anche la società, e quindi è giusto che un risarcimento, se così vogliamo chiamarlo, ci sia anche nei confronti della società, e questo lo si può fare cambiando naturalmente le normative, perché come si diceva prima, se una persona non vuole fare determinati lavori non può essere forzata a farlo, attualmente in Italia è così, bisogna cambiare appunto la normativa e riuscire a obbligarli a fare qualcosa di utile, quindi di socialmente utile. Io cito un'esperienza che ho avuto durante un viaggio che mi ha colpito e che ogni tanto nelle mie riflessioni ritorna sempre. Parecchi anni fa, ancora non eravamo neanche, il paese di Malta non era ancora entrato nella comunità, nell'Unione Europea,
E in un viaggio che feci all'epoca ho visitato tutta l'isola e soprattutto sono andato a vedere le cave di tufo, perché all'epoca loro realizzavano i fabbricati con questi blocchi di tufo e quindi avevano delle cave dove estraevano questi blocchi, e poi i forni dove lavoravano il vetro soffiato, un po' come Murano. Ecco, all'interno di queste strutture, che sono strutture anche a compartecipazione pubblica, vedevo parecchi giovani dietro il forno nel mese di agosto che tenevano l'asta per rendere il minerale lavorabile da parte del mastro vetraio. E quindi chiedevo alla guida, sì, questi giovani come mai erano là, mi dicevano che erano tutti detenuti e che lo Stato li obbliga a produrre affinché si possano mantenere le spese in carcere e guadagnarsi poi il biglietto di aereo per ritornare nel loro paese d'origine. Stessa cosa veniva fatta nelle cave di tufo, dove venivano appunto obbligati a estrarre questi blocchi e trasportarli, quindi anche qualcosa di faticoso, soprattutto nel mese di agosto, e c'erano le guardie quindi che attendevano questi soggetti affinché anche non litigassero tra loro, non scappassero via, eccetera. Quindi sicuramente un atteggiamento del genere in Italia ora come ora non è permesso, sì, verrebbe classificato come lavori forzati. Però a mio avviso è utile alla società, perché appunto producono, quindi formano reddito, e soprattutto entra il senso di fatica, di sacrificio che spesso appunto i giovani non hanno, pensano di poter ottenere tutto facilmente, e quindi quel lavoro diventa anche rieducativo. Grazie comandante, abbiamo sentito le riflessioni a viva voce del comandante Malamace, questa buona proposta di dividere a fasce, non di mettere tutte assieme. È un paese intero che va diviso a fasce, a mio avviso. Qualcuno lo dovrebbe fare, perché li paghiamo anche per questo, avvocato Riponti, e non lo fanno. Le fasce sarebbero molto importanti, certo. Ma quello che è importante, andiamo a vedere queste testimonianze di questo inseguimento che è avvenuto qui a Treviso, cosa ne pensa la gente, perché poi è questo il messaggio che passa. E poi sentiamo e chiudiamo con l'avvocato Danilo Riponti. Andiamo a vedere l'inseguimento a Treviso. Fermato con il taser dai carabinieri e arrestato. È stato convalidato l'arresto per il 33enne di origini ghanesi che aveva seminato il panico correndo a folle velocità verso il centro di Treviso, dopo il mancato stop all'alt di una pattuglia della polizia locale. Processato per direttissima e ora ai domiciliari in attesa del processo. Paura tra i cittadini che hanno loro malgrado assistito alla scena. Tra loro anche Moira, appena uscita dalla lezione di inglese nella scuola, di fronte alla quale la corsa del 33enne si è conclusa. Io mi sento veramente fortunata, perché io ero uscita da scuola, vorrei dire, un minuto prima, e anche oltre, per quanto riguarda me stessa, non c'erano altri studenti, gli altri studenti erano all'interno della scuola in completa sicurezza. In quel momento, quando quest'auto è arrivata, non c'era nessuno sull'attraversamento pedonale e io veramente, diciamo, che l'ho scampata, perché se fossi stata lì mi avrebbe sicuramente investito. È stato un momento un po', diciamo, spaventoso, perché qui ci siamo molti pedoni che usciamo dalla scuola, ci sono le auto che arrivano in senso opposto. È il racconto di quei momenti concitati. E ho visto proprio arrivare quest'auto nera a velocità veramente pazzesca, con le forze dell'ordine che erano, diciamo, all'inseguimento. Purtroppo l'auto, quando è arrivata esattamente qui un attimo prima della scuola, ha imboccato il PUT in senso inverso per andare verso il ponte della Gobba per scappare. I carabinieri gli hanno intimato l'ALT, lo stavano proprio chiamando col megafono, purtroppo non voleva saperne di fermare l'auto, di scendere, e ho visto un carabiniere che ha cercato di, attraverso l'abitacolo, di fermare la corsa di questa persona. Addirittura poi il guidatore ha nuovamente fatto partire l'auto, il carabiniere è stato trascinato con le ginocchia sull'asfalto. Plauso alle forze dell'ordine anche da parte del sindaco Mario Conte, che chiede però la certezza della pena. Sono stati davvero straordinari, perché hanno saputo evitare disgrazie maggiori. Io spero che adesso la certezza della pena sia garantita, e soprattutto quella persona che ha innescato quella rocambolesca fuga venga assicurato alla giustizia.
Avvocato Riponti, chiudiamo con lei. Questi sono i messaggi che passano, forse come dice il comandante Malamazzi, portare questa persona, visto che ha commesso un reato gravissimo, per fortunatamente la signora ha detto mi è andata bene, ma se fosse morto, fossero morti, non so, ma comandarlo magari a Murano subito, però non aspettare, hai commesso reato, bene, domani mattina andiamo a lavorare. Questo è un concetto molto importante. Questo è un concetto molto importante perché il nostro sistema penale è basato su un doppio binario. Un binario è quello della pena, della responsabilità penale, della certezza della pena, che perviene dopo tutta una serie di garanzie procedimentali giudiziarie. Ma oltre alla responsabilità, alla capacità, imputabilità inerente l'irrogazione della pena, c'è un altro concetto che in realtà dimentichiamo quasi sempre, che è la pericolosità sociale. Si parla pochissimo nei nostri tribunali di pericolosità sociale, se ne parla un pochino nell'area, nella materia delle misure cautelari, ma si dimentica che tutto il nostro sistema penale sarebbe costruito sulla pena e sulla misura di sicurezza come presidio contro la pericolosità sociale. Dobbiamo dare fiato, rivitalizzare il concetto della misura di sicurezza, che è diventato un po' fuori moda perché appartiene a scuole criminologiche anche un po' datate. Ma oggi situazioni come queste sono situazioni che esigono una valutazione di pericolosità sociale, e la pericolosità sociale diciamo determina effetti immediati. Perché la pericolosità sociale non è come la pena che si sconta alla fine di un procedimento dopo che ciascuno ha svolto le proprie istanze difensive. È un'esigenza della collettività immediata che esige misure immediate di applicazione. Dobbiamo puntare in quella direzione. Allora, Grazie. prima di salutare i miei graditissimi ospiti, io devo ringraziare l'ammiraglio Roberto Domini perché mi ha fatto un regalo, un presente. Allora io lo apro, guardate cosa mi ha portato l'ammiraglio. No, guardate, guardate, guardate. Cos'è, ammiraglio, questo? Vediamo adesso, la regia lo inquadra. Prego, ammiraglio. Un'aquila. Perché l'ammiraglio è un'aquila, allora? Che prende però la fragilità? No, l'ammiraglio come animale ama l'anatra. Perché lei dirà l'anatra? Perché vola, perché cammina sulla terra e va sott'acqua, come i marinai. Sì. Quindi io apprezzo molto l'anatra. Sei tu l'aquila, Mirella. È la più adatta a una personalità così spumeggiata. E chi ha fatto questa bellissima aquila su questo meraviglioso sasso? L'abbiamo qui tra di noi, è il nostro amico Renzo, che oltre a essere un grandissimo veterinario, Renzo Piccin, uno dei più grandi veterinari che abbiamo in Veneto, uno dei più grandi esperti nazionali dei lupi. Che inviteremo allora è una persona squisita e di grandissima amicizia. Avete adesso, guardate che la stanno inquadrando, guardate la Mirella, anche il sasso con l'aquila, perciò state attenti perché sono un'aquila con gli artigli, però prendo le fragilità e le salvo, e questo è un mio dovere civico, ecco, questa passione che ho per la fragilità. Grazie mille. E ammiraglio, io la ringrazio veramente di cuore, graditissimo, veramente grazie, e mi dà la forza ancora di più di volare sempre più in alto. Per difendere le fragilità. Grazie anche a questo meraviglioso artista che inviterò, perché parleremo anche di questi animali, di questi lupi, perché anche qua ci vuole una conoscenza che forse non abbiamo. Grazie, grazie ai miei ospiti, grazie anche al comandante Malamazzi, Claudio Malamazzi, grazie di essere stato con noi. Pubblicità. Presento subito un altro graditissimo ospite che è Mauro Canal, sindaco di Refrontolo, secondo mandato centrodestra. Grazie sindaco di essere qui con noi. Allora, noi abbiamo visto in questo periodo specialmente tante alluvioni, tanti problemi, quelli che vediamo proprio all'interno di questi disastri sono i sindaci da soli.
Ecco, io mi domando se forse dovrebbe esserci anche qualcun altro, oltre alla protezione civile, che sono i presidenti di questi consorzi, che sono queste realtà che noi conosciamo pochissimo, ma che paghiamo, perché noi paghiamo, e forse anche su questo parlavo anche col sindaco Canal, forse il cittadino sarebbe più motivato, cosa hai fatto, dove hai investito, ecco, anch'io ti darò una mano perché vedi che ci metti tutta questa buona volontà. Ecco, la trasparenza, sindaco Canal. Mi scusi, ma saluto anche Graziella Lazzari, collegata con noi da Mestre, presidente ANFAS Veneto e Mestre, Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo. Grazie Graziella di essere con noi. Allora, prego, sindaco. Allora, mi chiedevo della trasparenza. È chiaro che la comunicazione e la trasparenza aiutano perché alla fine vanno a coinvolgere tutti nella gestione in generale di tutto, in questo caso specifico del nostro territorio, quindi le opere si fanno, vanno fatte, vanno chiarite, spiegate, concordate tante volte con la cittadinanza. Poi si sa che quando c'è concordare vuol dire presentare delle scelte, discuterle e dopo farle le scelte, perché anche un'altra criticità è questa, che a volte si perde molto tempo per non scegliere, e questo forse è la cosa più sbagliata. Tutti non si accontentano mai, tutte le persone non si accontentano, però diciamo che una volta fatta una discussione una strada va presa. Ecco, l'inerzia forse è la cosa peggiore, ecco, con la quale possiamo avere a che fare. Un'altra cosa importante, sindaco, è quella secondo me che dovreste avere più risorse per dare risposta ai cittadini, perché noi sappiamo benissimo che le risorse partono da Roma, quasi sempre arrivano alle regioni e poi le regioni le distribuiscono. Però è anche la risposta al cittadino che si vede con le spalle al muro. Ecco, parliamo a 360 gradi di fragilità, ma la fragilità è anche non trovare casa, è non trovare la possibilità di entrare nelle residenze per anziani. Cioè mancano veramente quelle strutture necessarie a far sì che si viva un'esperienza positiva. Ma assistiamo a delle strutture che al momento il cittadino non gli interessa niente, che accontentano pochi a discapito di molti. Ecco, perché la politica non riesce a capire invece le esigenze del territorio, dialogando proprio di più con i sindaci, perché siete voi che sapete, ognuno ha le proprie esigenze, grosso modo sono uguali ma non sempre uguali. Ecco, noi abbiamo i senatori onorevoli che li sentiamo poco, io cerco di invitarli, fanno fatica anche al dialogo, a confrontarsi, il confronto fa paura perché devi metterti in primo piano, quello che invece fate voi perché vi fermano e dovete fermarvi, vi fermate, sì. Però non avete le risposte che dovrete avere. Prego. Sì, noi chiaramente possiamo rispondere per quello che possiamo gestire. No? E questo vale un po' per tutti. Allora, mi diceva delle risorse, è inutile piangere, le risorse sono quelle che sono e lo sappiamo prima di fare i sindaci, per cui io dico lamentarsi non serve, cioè dobbiamo gestire al meglio quello che abbiamo. E questo per essere anche un po' pragmatici, no? Perché a me non piace, chi si lamenta solo non piace, tutti si potrebbero lamentare, no? Chi per una cosa, chi per un'altra. Quello che va migliorato è, giustamente come diceva lei, capire esattamente quali sono le esigenze. Ci sono delle esigenze che hanno uno spettro nazionale, quelle che ce l'hanno uno regionale, ma ci sono quelle che hanno una visione comunale. E forse, ecco, su questo i sindaci andrebbero coinvolti di più, ma per un motivo molto semplice, perché come giustamente diceva lei, noi abbiamo il contatto giornaliero con le persone e capiamo quali sono le esigenze. Ecco, è un aspetto sul quale che io non concepisco da sempre, è quello legato ai contributi che ci arrivano, no? A volte i contributi sembra quasi di dover piangere per avere dei soldi per far cosa? Quello che prevede un bando, perché il bando arriva, mi interessa, non è la cosa prioritaria, ma c'è il bando e quindi ci partecipo e spero di portare a casa qualcosa, elemosinare qualcosa, dico io, perché forse se fosse gestita in maniera differente questa erogazione di contributi servirebbero e faremmo le cose più importanti, perché se a me serve fare, non è il caso mio, ce l'ho la scuola, ma se serve fare una scuola avrei bisogno delle risorse per una scuola, non devo fare un ponte perché in quel momento lì c'è un bando per fare il ponte che magari mi interessa ma non è la mia priorità, quindi forse la cosa più semplice è chiediamo quali sono le esigenze e indirizziamo i soldi
alle esigenze che ha il territorio, e forse riusciremo anche a dare una certa scala di importanza alle nostre priorità. Così invece no, così la scala di importanza. Io faccio un programma elettorale, avevo fatto un programma elettorale 5 anni fa. Fortunatamente siamo riusciti a portarlo a termine quasi completamente, ma dico fortunatamente perché abbiamo trovato proprio la coincidenza dei bandi, dei finanziamenti che interessavano a noi, ma è andata bene. Per i prossimi 5 anni io non so come andrà, anche noi abbiamo fatto un altro programma elettorale con delle promesse ai cittadini, specificando questo, sì. Questa è la nostra intenzione, ma dipende dove ci vogliono portare, perché se i soldi ce li danno dall'altra parte casca il palco. Quindi anche qui, se ci danno il ruolo, ci fanno fare i sindaci, ci fanno amministrare il nostro comune e ci fanno promettere ai nostri cittadini, diciamo, creiamo delle aspettative ai nostri cittadini, è anche giusto dall'altro lato che ci diano la possibilità di assolvere a questi impegni che ci siamo presi. Avete capito come funziona, più chiaro di così? Sentiamo allora, prima di andare da Graziella Lazzari, Antonio da Padova. Veloce Antonio, ciao. Sì, buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. Dove vanno a finire i nostri soldi? Dov'è che vanno messi il PRR? Quelle storie qua. Io so che praticamente sono stati già elargiti per i bonus, qualsiasi bonus, Mirella, sono stati elargiti più di 177 miliardi. Ho fatto i conti, diviso i 25 milioni di famiglie in Italia, praticamente ogni famiglia ci ha rimesso 7.000 euro. Ho fatto i conti. Io 7.000 euro, sa Mirella cosa vi potevo fare? Mi potevo anche mettermi a posto i denti. Non mettevo a posto la facciata, è inutile che metto a posto la facciata e quando rido ho il mozzo in bocca anziché avere i denti. Questa è l'Italia, si favoriscono quelli che hanno già i soldi e i poveracci hanno da pagare. E io non trovo giusto che per mettere a posto le facciate, i bonus per le biciclette, monopattini, io ho già rimesso 7.000 euro. Mi dicono, ma tu Antonio devi contribuire. È il cavolo che devo contribuire, perché i soldi non li fa chi fa i bonus, i soldi li facciamo noi, con i sacrifici nostri. Quindi io dico una cosa, una volta Mirella quando ci si sposava, ti ricordi che si diceva 2 cuori una capanna? Allora bastava una capanna, dopo marito e moglie lavorando facevano i soldi e di questa capanna facevano una reggia. Adesso è tutto il contrario, adesso tu per sposarti devi da fare un mutuo da 350.000 euro e questo qua sarebbe il nostro futuro. Siamo messi male e più si va avanti e peggio è, ma la colpa è dei politici. Io do sempre la colpa ai politici, siamo messi così male, ma la colpa è solo dei politici. Buongiorno, grazie. Grazie caro Antonio di aver chiamato, adesso andiamo a conoscere, anche molti la conoscono ma magari qualcuno no, Graziella Lazzari, questa presidente che ieri ha fatto una conferenza stampa perché è una che parla chiaro e le cose non vanno di sicuro bene. Grazie Graziella, allora cosa vuoi dire questa mattina Graziella Lazzari, presidente ANFAS Venezia Mestre? Buongiorno Mirella e buongiorno a tutti. Noi abbiamo fatto una conferenza stampa perché siamo enti gestori che gestiscono persone con disabilità e salute mentale, poi le cooperative con i quali abbiamo fatto la conferenza stampa gestiscono anche minori, anziani, eccetera. Però la difficoltà oggi come oggi è relativa alle rette che vengono riconosciute per la residenzialità e la semiresidenzialità delle persone con disabilità, nonché altri servizi. Noi facciamo parte di un tavolo, io faccio parte di un tavolo con quelle persone che stai vedendo adesso, faccio parte di un tavolo per la concertazione sul territorio e per capire quali sono le necessità e i bisogni di tutte queste persone con disabilità. Faccio notare che si risponde a un fabbisogno di 14.200 persone, fermo restando che poi non abbiamo messo, questi sono i dati ufficiali, ma i dati ufficiosi sono quelli che
aumentano questa cifra e gli addetti sono più di 16.500. Senza contare l'indotto di cui le famiglie si approvvigionano, perché quando noi abbiamo le persone con disabilità a casa, con genitori ottantenni o se non addirittura di più e magari anche ammalati, è ovvio che non possono fare una buona assistenza al proprio figlio o alla propria figlia che hanno in carico. Questo perché stiamo facendo questa lotta? Perché abbiamo una tempesta perfetta. Sostanzialmente abbiamo un'inflazione che conoscete bene e sicuramente la conosce anche il sindaco con cui abbiamo sentito prima le difficoltà, di cui abbiamo sentito le difficoltà. Il costo lavoro, perché abbiamo applicato il contratto collettivo nazionale, un rinnovo di un contratto collettivo che è molto al di sotto di tanti altri contratti collettivi, e l'adeguamento delle tariffe che in alcuni casi risalgono al 2010. Ora io vorrei sapere come si può gestire con le tariffe che risalgono al 2010. Cioè, fate il conto e capite come stiamo lavorando. Noi siamo onlus, siamo associazioni, loro sono cooperative, sono imprese sociali, ma di fatto non possono lavorare sul precariato. Dobbiamo dare risposta ai nostri dipendenti che non troviamo più, perché scelgono qualcos'altro da fare. Di sicuro possono seguire altri tipi di attività, sono meno impegnati, sono meno anche coinvolti, perché quando lavori con persone fragili sei particolarmente coinvolto e hai un risultato migliore come busta paga. Graziella, cosa ne pensi? Perché se ne parla pochissimo e questo lo trovo sconvolgente, che fra poco il socio sarà tolto dalle ULSS, rimarrà solo sanitario. Ecco, tutto ricadrà sui sindaci, ecco, su questi comuni. Come vedi tu la situazione? La riforma per gli ATS? Sì, sì. Ma io credo che abbiamo anche il sindaco là. Io credo che l'innovazione e anche diciamo quelle cose nuove che si stanno profilando non devono spaventarci. Cos'è che deve spaventarci? L'incapacità di far fronte a queste cose, perché di fronte alla gestione del sociale rispetto al sanitario noi concordiamo però che tutti i fondi che sono a carico del sanitario debbano passare per forza al sociale, perché altrimenti con i fichi secchi, anche i fichi costano troppo ormai per poter fare le nozze, non facciamo neanche più le nozze. Di sicuro c'è la possibilità di fare delle cose buone, delle cose belle, fermo restando che se non abbiamo questa capacità di invertire la rotta siamo destinati ad implodere, proprio ad implodere. Quello che mi dispiace è che il Veneto, ma proprio davvero il Veneto, è un modello che ci è sempre stato copiato, siamo sempre stati copiati da tutti, non solo in Italia ma anche in Europa. E il fatto della legge che la 328 che risale al 2000, che aveva fatto alcune chiarezze, che aveva dato anche la possibilità ai comuni, oltre alle ULSS, di lavorare insieme per gli anziani, per tutte quelle aree che riguarda il sociale, è stata disattesa. Prevedeva i progetti di vita, sono 24 anni che si parla di progetti di vita, non ce li ha ancora nessuno. Però noi diciamo fermamente, da ANFAS nazionale a ANFAS regionale e alle ANFAS locali, continuiamo a dire che la cosa importante, le famiglie non vogliono soldi, vogliono servizi, perché è solo quel servizio che puoi garantire il diritto, altrimenti non. Ritorniamo al 2006, quando dicevano tieni a casa la persona anziana, ti diamo 1.000 euro così ha una badante. Non è più quel tempo, ragazzi. Allora, Sindaco Canà, lei conosce bene di quello che stiamo parlando. Io ho parlato molto semplice, perché a casa così riescono a capire, perché se dico le sigle nessuno le conosce, solo gli addetti ai lavori. Ma non è che alla fine si partorisca un altro carrozzone che non produrrà niente? Io sono molto preoccupata, Sindaco, di questo. Prima perché bisogna vedere se andranno le persone competenti
e chi farà parte di questo carrozzone. Credete alla Mirella che sarà un carrozzone. Bisogna vedere dove vorranno andare a parare, perché Graziella è stata molto chiara, noi abbiamo bisogno di servizi alla persona. Io sono stanca di vedere tavoli che non portano a niente, sportelli che non portano a niente solo per la visibilità di qualche politico o di qualche assessore. Adesso poi siamo in campagna elettorale, si prende qualsiasi cosa pur di avere visibilità, ma non diamo quello che serve. Quello che serve è un servizio alla persona. Prego, Sindaco Canal. Ma semplicemente allora io non sono né favorevole né contrario a questi ambiti sociali, li stanno strutturando e vedremo cosa verrà partorito definitivamente. Concordo con quando diceva la dottoressa prima, cioè, tutto dipende dalle risorse che ci sono, perché alla fine tu puoi cambiare scatola, no? puoi cambiare il pacco del regalo, però se dentro non c'è la sostanza puoi fare il pacco più bello, più brutto, che piaccia o meno, ma la sostanza sono i soldi per dare servizi. E concordo anche con quello che diceva la dottoressa, che effettivamente le persone hanno bisogno di servizi. Che poi li eroghi la regione, li eroghi l'UIS, l'ambito, il comune, il fondamentale è che questi servizi vengano erogati, e per erogare i servizi dobbiamo avere le risorse necessarie. E allora bisogna, è facile dire bisogna perché le ricette tutti le abbiamo in mano. Bisogno, Sì, no, ma io stavo per dire diverso, bisogna, chi deve gestire queste risorse deve gestire in maniera oculata per far sì che dove servono arrivino, e magari dove possono servire meno o magari in un secondo momento arrivino in un secondo momento. Ecco. Però per un bisogno, non per altre realtà, perché sennò non ne andiamo fuori. Per un bisogno chiaramente, ma per quello dico, ci sono delle priorità, tutti le abbiamo, no? Ce le abbiamo noi come sindaci, ma c'è anche la provincia, la regione, io parlo di istituzioni, e magari focalizzarsi su quelle che sono le priorità più sentite, più importanti, insomma, perché poi tutto è importante se guardiamo, per l'amor di Dio, però se la coperta è corta dobbiamo scegliere quello che è fondamentale, soprattutto per le persone. Giorgia da Mestre, vai Giorgia. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie per avermi dato questa possibilità. Allora, io sono una mamma di una ragazza disabile di 25 anni. Sinceramente mi sento veramente una mamma abbandonata. C'è una gravissima mancanza di servizi e secondo il mio punto di vista un ragazzo disabile dovrebbe essere supportato da tutti, dalla società, e invece diventa solo un problema esclusivamente della famiglia. Io sono ancora un genitore in età lavorativa, perciò è molto molto difficoltoso e complicato lavorare e gestire la vita di mia figlia a 360 gradi per 360 giorni l'anno. Incastrare il lavoro, le terapie, lo sport e la gestione quotidiana è molto molto, veramente molto complicato. Oltretutto c'è sempre questa costante paura che, scusate la metafora, questa coperta che è sempre corta, e oggi veramente dobbiamo vivere con la paura che quelle poche risorse che abbiamo ci vengano ulteriormente ridotte, togliendo appunto anche quel poco supporto. Già è difficile vivere così, perché dobbiamo vivere anche con la paura o continuamente elemosinare? Noi sinceramente abbiamo veramente bisogno di un supporto e di avere dei servizi. Basta. Grazie Giorgia, ci risentiremo, non ti preoccuparti. Allora, oltre a Giorgia volevo leggere questo appello che mi è giunto ieri da una collega, da Anna De Roberto, che mi ha scritto che è arrivato a questa esigenza e che ha bisogno di risposte. Allora sentite, lo dico sia al sindaco Canal che a Graziella, che vediamo se riusciamo a risolvere questa storia. Allora, Maria Teresa voleva essere informata perché ha una figlia con una malattia genetica rara. Lei ha invalidità. Voleva solo sapere se c'è un'attività di volontario, terapia, trasporto. Lei ha l'auto ma non la patente. Lei metterebbe auto e benzina ma non ha nessuno che guida. Marito morto, voleva sapere se l'associazione faceva questo e i numeri da dare. Allora partirei proprio dal sindaco. Ma Maria Teresa non avrebbe il diritto di conoscere cosa c'è nel territorio
e dove può fare certe richieste. Maria Teresa paga le tasse e dovrebbe avere quell'informazione che le aspetta di diritto tramite i servizi sociali, il medico di famiglia, perché stiamo parlando di disabilità e fragilità. Questo non succede, si vede costretta, per fortuna che c'è la nostra emittente Media Nord-Est, che riusciamo ad ampio raggio, nelle possibilità che abbiamo, a dare risposta a Maria Teresa. Ma sindaco dovremmo essere noi, ma devi chiamare noi per avere risposta o c'è qualcun altro? Io capisco, sindaco, che i servizi sociali hanno poche persone, che i medici di famiglia, qua lo dico anche a Graziella, adesso faremo una lettera perché si sono accorti grazie al supporto di Mirella che ha detto ma avrete un elenco di associazioni di volontariato da dare alla persona che vi arriva, al vostro paziente, in maniera che se ha bisogno di qualcosa voi glielo date. Lo sa che non ce l'abbiamo, ha detto Mirella, ha fatto bene a dirlo, perché noi dobbiamo aiutare questa persona fragile ad appoggiarsi nel momento che viene anche dimessa dall'ospedale, che arriva a noi, dove poter essere aiutata. Non hanno neppure l'elenco delle associazioni. Allora cosa fa il servizio sociale? Il servizio sociale risponde: noi non possiamo dare i nomi e cognomi perché c'è la privacy e noi possiamo darlo solo su richiesta del familiare, cioè proprio non ci arriveremo mai a fare squadra. Sindaco Canal, poi sentiamo Graziella Lazzi, se riusciamo anche ad aiutare questa persona perché ha veramente bisogno di aiuto. Prego, sindaco. Allora, evito il commento sulla privacy perché sarei... Sì, appunto. Non penso non si possa fare in televisione, però... Io parlo per il mio comune, se ci sono necessità di questo tipo, da noi chiamano l'assistente sociale, ne abbiamo una, non ne abbiamo tante, bravissima tra l'altro, perché anche lì il personale del comune che viene sempre denigrato non è sempre così. E quindi lei dà questi riferimenti. Nel nostro piccolo ci siamo attrezzati per quelle che sono attività che possono fare i volontari, perché poi ci sono attività specialistiche che ci vuole personale specializzato, quindi riusciamo ad arrivare fin lì. Abbiamo i nostri volontari che per piccole esigenze sono a disposizione. Nel piccolo comune, ricordo che noi abbiamo 1700 rotti abitanti, abbiamo comunque 8 volontari che sono disponibili per fare i trasporti, per fare queste cose. Qui, ripeto, nel nostro piccolo cerchiamo di arrangiarci così. Quello che non va bene, perché ho sentito anche la signora prima, non so se ha letto il messaggio o quella che aveva telefonato, che deve sempre chiedere, no? Ecco, il fastidio è che io mi metto nei suoi panni, no? Perché devo sempre chiedere e elemosinare un aiuto, no? È questo che dà fastidio, perché i soldi sì servono, il servizio serve, ma lo devo sempre elemosinare, sempre chiedere, sempre potete farmi per piacere, sì, per piacere si chiede sempre, ma non dovrebbe essere così, cioè è un servizio che dovrebbe essere messo a disposizione, uno sa che c'è, lo chiede, punto e basta. Invece c'è sempre questo bisogno, perché l'ho vissuto, mi ha fatto in mente un caso che ho vissuto nel mio comune, e appunto una mamma con una criticità e faceva proprio questo discorso. Per noi è pesante sta cosa qua, perché se il bambino ha un problema in prima elementare ce lo ha anche in seconda elementare, e perché io devo chiedere anche in seconda elementare se mi danno una mano a fare un determinato servizio? Ecco, sono piccole cose queste qua, però credo che nella quotidianità e nella umanità delle persone incidono parecchio. Vede, sindaco, io dico sempre che non devo essere fortunata ad avere il sindaco Canal, ad avere quell'assistente sociale. Io devo essere fortunata e devo avere quello che mi aspetta di diritto, visto che pago le tasse, di capire chi può aiutarmi e chi non può aiutarmi. Sì, perché va bene chiedere, ma io delle volte ho dei sindaci che dicono ma nel mio territorio conosco benissimo, non c'è, poi li chiamo e dico guarda che ha chiamato Sveglia Veneti, c'è sto uomo, dai Mirella, chiamalo, guarda se è vero, perché dopo bisogna anche vedere tra il dire e il fare se è in mezzo il mare, però io chiamo e dico guarda che forse non conosci questo caso. Hai ragione, non avrei immaginato. Graziella Lazzari, come commentiamo? E mi darai una mano a trovare una soluzione per questa donna, per questa mamma, che veramente abbiamo questa possibilità di aiutare, ma se non conosciamo Maria Teresa, perché nessuno ci dice chi è, dov'è, come raggiungerla, per fortuna ha chiamato Media Nord-Est e la risposta arriverà. Prego, Graziella. Guarda Mirella, non so da che località chiami la signora, perché ti abbia mandato, o dove abita la signora, perché
la disponibilità di avere delle persone volontarie per fare i trasporti, il nostro comune ce l'ha. Ferma, chiama da Mestre, così sai tutto. Mestre. Ecco, perfetto, allora sostanzialmente deve rivolgersi al comune, perché il comune dà la disponibilità anche dei trasporti privati, riconosce sia il volontario, sia anche perché guarda che non è mica semplice con la riforma del terzo settore, il sindaco lo sa, mettere un volontario alla guida di una macchina che non è sua, che non si sa come sia coperta l'assicurazione se riconosce la guida di questa persona, con una persona disabile all'interno. Quindi c'è anche tutta una parte burocratico-amministrativa che deve essere chiarita quando si mette a disposizione un mezzo di trasporto e si cercano le persone che possano fare i trasporti. La signora può rivolgersi tranquillamente al comune, perché il comune questo servizio io so che lo dà. Lo dà, di sicuro. Vedi, Graziella, tu hai detto una cosa importante. Questa signora non può avere un volontario che guida la sua macchina. Ma chi è che spiega? Ma scusa Graziella, ma se io non ti invito, chi è che spiega queste cose? Eppure a una persona diversamente agile, come la chiamo io, dovrebbe essere informata su quello che può fare e non può fare, su quello che gli aspetta di diritto di avere, visto come hai spiegato tu che c'è questo servizio. Poi la senti anche, non posso fare la telefonata in diretta, se no se fosse per Mirella la farei, così sentiremo e poi sentiremo anche l'altra campana come risponde, perché a questo punto ecco chiederò di fare anche questa cosa, chiamiamo in diretta e vediamo, perché io chiamo e non è possibile, Graziella, nel 2024, e lo dico anche al sindaco Canal, fregiarsi di questo numero, 7.500 associazioni di volontariato, se poi tutti facciamo tutto e poi troviamo la persona in difficoltà che non sa a chi rivolgersi per vari motivi, ma anche perché ci sono i re, le regine, il campanile, il mica campanile. Allora, sindaco Canal, vogliamoci o no fare squadre e cercare di capire cosa possiamo fare, cosa dobbiamo veramente creare per informare le persone, le fragili, sto parlando dei fragili soprattutto, poi anche gli altri, ma andiamo dai fragili che sono quelli che veramente hanno bisogno immediato di ascolto. Prego. Allora, torno su quello che dicevo prima, chiamare l'assistente sociale, perché quello è il riferimento, io parlo per il mio comune, ma per tutti i comuni della mia zona, quello è il riferimento, se chiama l'assistente sociale e lei dà indicazioni, se le sa le dà, se non le sa si informa e poi le dà. Ecco, questo è il metodo più semplice, no? Perché è inutile rivolgersi da chissà che altre parti. Poi, altra cosa, come le persone vengono a conoscenza. Noi siamo un comune piccolo, dicevo prima, e è più facile nei comuni piccoli venire a conoscenza di quelli che sono i servizi, perché il rapporto con le persone è quotidiano. Ci trattano male come comuni piccoli, ci vogliono eliminare, no? Perché non ci vuole nessuno, perché siamo spendaccioni, per tanti motivi, no? Io ho visto il piano di ordine regionale. Lei è per l'unione o la fusione dei comuni, parentesi? Io sono per dei comuni che funzionino bene, perché ci sono situazioni dove probabilmente è opportuna la fusione, l'unione può essere un passaggio temporaneo, ci sono i comuni che stanno bene come sono, indipendentemente dai numeri. Capisco la fusione in comuni molto piccoli, di 80, 90, 100 abitanti, obiettivamente anche se trovano le persone per fare, quello è. Ma in altri comuni dove le cose funzionano non vedo perché questa spinta ossessiva alla fusione. Io sono contrario, l'ho detto in più volte, sono contrario, ma perché? Si è capito? Ma perché sono contrario? Perché io ho visto il piano di riordino, ma si parla sempre di numeri, no? Numeri, conti e conti, no? E conteggi. Dell'aspetto umano, sociale, dei rapporti non se ne parla mai. Io vorrei vedere un piano di riordino dove da qualche parte si parla anche di queste tematiche, poi si capirà che magari in un comune piccolo il rapporto umano è maggiore, uno sta meglio, si sente più coinvolto, non è sempre così, non è che il mio comune non è il paradiso, per l'amor di Dio, però sicuramente le condizioni perché questo si possa sviluppare sono migliori. Ecco, quindi faccio un appello, finiamola di denigrare i piccoli comuni, guardiamoli sotto
a 360 gradi. Poi se si fa una valutazione a 360 gradi che tenga conto anche di questi aspetti e si decide che va fatta la fusione, per l'amor di Dio alzo le mani, ma prima bisogna valutarli sotto tutti gli aspetti. Veloce, Graziella, l'appello che vuoi fare, come ci saluti, velocissima. Allora, l'appello che voglio fare a questa signora è davvero che si rivolga al comune, perché il servizio c'è. Come fare ad arrivare a tutte le cose, le famiglie, dovrebbe essere inserito nel sito del comune, però io non faccio parte di quella cosa. Se vuole la signora può chiamarci e gli diamo noi la possibilità di mettersi in contatto con il comune. L'unica cosa che posso fare è una... Guarda, sicuramente farai questo per Mirella, io chiamerò comunque, ma so già la risposta qual è, so già qual è la risposta. Tu sai che noi sappiamo le risposte perché poi chiamano questa emittente, perché purtroppo non sempre le risposte arrivano, come ha detto il sindaco Canal, dai servizi sociali troppo chiusi, troppo pochi, non rispondono più alle esigenze che sono veramente tante, e perciò bisognerà rivedere, e soprattutto che i servizi sociali, caro sindaco, non chiudano alle 13 del venerdì, ma come ci sono i ristoranti aperti, gli alberghi aperti, gli ospedali aperti, ci devono essere anche i servizi sociali aperti il sabato e la domenica. Di chi è il problema? Della politica, che dia più soldi, che investa sulle famiglie, sì. E così anche voi avrete la modo di dare più possibilità di risposta. Graziella, ti ringrazio. Vorrei sottolineare una cosa però, che i servizi camminano sempre sulle gambe delle persone. Tu puoi mettere tante persone, ma se non sono formate in grado di dare risposta, tu puoi avere anche 7 giorni su 7, Mirella. Il problema è che ne abbiamo le persone, basta pagarle e darle giù quello che merito, vedrai che le troviamo, perché ci sono, giustamente hanno il diritto di essere pagate nella maniera giusta. Questa è la verità. Grazie a Graziella Lazzari, Presidente ANFAS Veneto e Mestre, grazie a Mauro Canal, Sindaco di Refronto, secondo mandato, centrodestra, terzo mandato, Sindaco? No. No, niente. Grazie, grazie, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Fusilli al cartoccio. La cottura al cartoccio è una tecnica di cucina che presenta innumerevoli vantaggi, in quanto sana, comoda e versatile. Il cartoccio è semplicemente un foglio di carta da forno in cui viene avvolto il cibo che deve essere cucinato. La cottura al cartoccio richiede una temperatura che varia dai 180 ai 200 gradi e tempi variabili a seconda dell'alimento e delle quantità. Ingredienti per 4 persone: 320 g di fusilli, 4 zucchine grandi, 100 g di olive nere dolci, 300 g di pomodori da salsa, parmigiano reggiano, basilico, aglio, olio extravergine d'oliva, sale, pepe, aceto balsamico. Soffriggete le zucchine tagliate a fettine e mettetele da parte. Nell'olio delle zucchine soffriggete l'aglio e levatelo. Aggiungete le olive denocciolate e tagliate a pezzetti. Schiacciatele e fatene una poltiglia. Versate nella padella anche le zucchine fritte in precedenza e fate amalgamare. Dopo 5-6 minuti versate i pomodori tagliati a pezzettini e fate cucinare il tutto con delle foglie di basilico. Cucinate la pasta molto al dente. Scolatela e versatela nel sugo e rigirate. Accendete il forno.
vassoio del forno stendete un foglio di carta da forno, versate la pasta, chiudete il cartoccio. Spruzzate sul cartoccio dell'aceto balsamico. Infornate nel forno ben caldo per 4-5 minuti. Portate in tavola, rompete il cartoccio e servite. Buon appetito!